Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 11 di aprile. Oggi saremo in compagnia di Daniele Vatta, consigliere del Partito Democratico in terza circoscrizione, e di Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Andiamo a leggere la pagina del meteo che leggiamo nella situazione generale. Fino a sabato sulla regione permarrà tempo stabile con afflusso di correnti settentrionali miti, prevalentemente secche alle medie altitudini, più umide nei bassi strati e in alta quota. Da domenica affluiranno correnti decisamente più umide da sud-ovest. Per oggi, venerdì 11 aprile, al mattino cielo poco nuvoloso sulla zona montana, variabile o nuvoloso in pianura. Nel pomeriggio cielo variabile su tutta la regione, con generale aumento della nuvolosità in serata. Zero termico in risalita durante il corso della giornata e in serata raggiungerà i 3000 metri, venti a regime di brezza, temperature minime tra gli 8 e gli 11 gradi, massime 15-18 gradi centigradi. Per domani sabato 12, al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal tardo pomeriggio generale aumento della nuvolosità su tutta la regione, marcate inversioni termiche notturne con zero termico a 3000 metri circa, sempre venti a regime di brezza, fra i 9 e i 12 gradi le minime, 16-19 gradi le temperature massime previste per domani. Sguardo, come facciamo spesso, alla settimana, con domenica la giornata indicata con possibili precipitazioni, piogge in genere deboli o moderate, possibile vento da sud moderato sulla costa. Il quadro peggiora nella giornata di lunedì con piogge diffuse, in genere abbondanti ma intense sulla fascia prealpina e moderate sulla costa, nevicate solo a partire dai 2300 metri circa, soffierà scirocco sulla costa, ma qua siamo già a lunedì, concentriamoci magari con una attendibilità anche maggiore alle giornate di oggi e di domani, prevalentemente soleggiate con qualche nube, soprattutto nel centro della regione. Andiamo alle notizie del piccolo con la prima pagina. Federica Ter, partita riaperta, il governatore parla del terzo mandato dicendo: oggi potrei ricandidarmi, mi piace rispondere alla mia terra. Le reazioni in Friuli Venezia Giulia dopo la sentenza della consulta che non mette divieti per le regioni autonome. Gli alleati però frenano e quindi sarà decisione che prenderà il Consiglio regionale prossimamente, se chiamato ad affrontare questo argomento. L'offerta di Roncadin per Tirso, c'è il via libera, l'industria triestina in crisi, il Tribunale di Venezia ha dato il suo benestare alla vendita della Tirso, in prima fila c'è la pordenonese Roncadin. Da Agorae e Google, tecnologie avanzate per ricerca e aziende, nell'approfondimento a pagina 10. E poi ci sono i dazi. Wall Street a picco, dazi al 145% in Cina, Trump dice tratteremo con l'Unione Europea, non con i singoli stati. Nel commento l'inquilino della Casa Bianca e il senso adolescente del potere. Questo lo vedremo nelle prime pagine dedicate proprio alla cronaca della borsa e alle questioni internazionali anche diplomatiche. La festa della polizia, presenza più forte in scuole e quartieri. Ieri dal palco del ridotto del Teatro Verdi hanno preso parola i vertici della polizia e il questore Lilia Fredella in primis. Vedremo tra poco anche e sentiremo le sue parole. Al centro invece del giornale, nella prima pagina, l'anteprima di Wiener Symphoniker, strega la piazza. I musicisti si sono esibiti in alcuni punti del centro e andremo anche a sentire un passaggio di questa loro esibizione. Portovecchio, il trasloco delle vecchie carrozze, recupero del sito, è partita ieri sera da Trieste con destinazione Resiutta la storica carrozza ferroviaria 100 Porte che si trovava ormai in stato di abbandono e degrado in Portovecchio, e con lei è partito anche uno dei 3 locomotori da manovra che si trovavano tra il magazzino 3 e il magazzino 4 sui binari del viale Monumentale. Cadavere di un trentenne ripescato in mare al largo di Grignano, vedremo tra poco anche questo. Il break festeggia 60 anni di sport e unisce San Dorligo. Ancora per chiudere la prima pagina, i confini tra Stato e Big Tech, scrive Giulia Basso, il Festival Scienza e Virgola che affronta anche argomenti di stretta attualità che vengono menzionati molto spesso, mezzo stampa,
proprio rispetto alle decisioni degli Stati Uniti, con poi il coinvolgimento nel board di Trump anche di Elon Musk, non solo l'uomo più ricco del mondo, ma anche proprietario di importanti aziende tecnologiche e non solo. Andiamo alle notizie di Trieste, le affrontiamo in prima battuta, poi vedremo il resto. Presenza più forte in scuole e rioni, noi vogliamo esserci sempre. La festa della polizia al Teatro Verdi e le iniziative per i 173 anni dalla fondazione, tra le priorità, frontiere e rischi del web. Proprio di questo ha parlato il questore Lilia Fredella ieri dal palco del Ridotto del Verdi, un passaggio che vi riproponiamo proprio estratto dal suo discorso ieri in occasione della festa della polizia, e poi vedremo anche i dettagli che sono forniti dal quotidiano locale. Sentiamo intanto il servizio. Celebrato oggi a Trieste il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato al Ridotto del Teatro Verdi, una vasta rappresentanza istituzionale, civile, militare e religiosa, in una giornata dove i messaggi sul senso di appartenenza alla divisa sono stati molto forti, ricordando in particolare gli agenti che sono caduti in servizio. All'esterno l'allestimento con i gazebo, dove sono state esposte le diverse specialità e i mezzi tecnologici della Polizia di Stato. Sento di dire agli uomini e alle donne della Polizia di Stato della provincia di Trieste il mio grazie, e credo loro di conservare intatti l'attaccamento e il senso di appartenenza alla Polizia di Stato. Ieri il questore ha fornito tutta una serie di dati relativi ai reati di cui la polizia si è occupata nel confronto tra il 2023 e il 2024, con aggiornamenti anche ai primi 3 mesi di quest'anno, dove sono stati messi in rilievo il calo delle truffe, un leggero aumento delle rapine nell'ordine del 10%, un andamento altalenante ma continuo sul fronte dell'immigrazione clandestina. Il web e tutte le sue declinazioni, in particolare i social, hanno portato a dei mutamenti che possono esporre tutta la società agli attacchi criminali di natura informatica. Concentreremo quindi le nostre energie al contrasto di questi fenomeni attraverso un'attività che riteniamo imprescindibile e per noi fondamentale: la prevenzione. Ci sono tante sfide e certamente non ci risparmieremo neanche sul fronte della violenza di genere, con tutti gli strumenti che oggi abbiamo per contrastarla. Il controllo del territorio, poi, in questa provincia significa controllo delle frontiere. Le attività di prevenzione, contrasto e repressione contro il traffico di esseri umani, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono costanti. Prova ne sono gli arresti eseguiti nell'ultimo mese dalla Polizia di Frontiera. E proprio nel giorno della polizia è stato dedicato un lungo applauso all'ex questore di Trieste, Pietro Ostuni. Grazie Pietro per tutto quello che hai dato alla città di Trieste e permettimelo per quello che hai dato alla Polizia di Stato. E quindi anche il lungo applauso per l'ex questore Ostuni. Dal super robot alle tecniche per rilevare le impronte, siamo all'interno del piccolo. Nel villaggio allestito in Piazza Verdi gli stand con gli strumenti di indagine e di prevenzione. C'era infatti, ed ha attirato l'attenzione questo robot che poi serve anche poi alla polizia scientifica a trattare quelli che sono i sospetti pacchi bomba, gli ordigni, più volte li abbiamo visti all'opera. Al Lirico e tra i gazebo, qui le foto del piccolo con le immagini del questore all'ingresso del gonfalone della città di Trieste, proprio il robot e poi i gazebo della Polizia di Stato. L'allarme dei sindacati, serve più personale, in 15 anni tagli continui. Tamaro del SAP, in città criminalità in aumento, organici da rafforzare, Maniago del SIULP, servono strumenti nuovi, non muri e zone rosse. L'incontro poi pubblico, suggerimenti per difendersi dalle truffe. Proseguono questo pomeriggio gli incontri contro le truffe organizzati nelle biblioteche comunali del Dipartimento Scuola ed Educazione del Comune di Trieste, con la collaborazione dei Carabinieri, le cooperative l'ASE e la Collina. L'incontro gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili si terrà alle 17 alla Biblioteca Comunale Mattioni di Borgo San Sergio in via Petracco 10. Prevenire le truffe, sensibilizzare la comunità e fornire strumenti utili a riconoscere tentativi di frode sono gli obiettivi degli incontri. Gli appuntamenti nascono in risposta all'aumento di truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione, truffe che stanno diventando sempre più sofisticate e pervasive e per le quali le migliori difese
difese rimangono la prevenzione e l'adozione sinergica anche delle istituzioni nel loro operato. Per informazioni si può chiamare lo 040 675 9350 o mandare una mail a bib.mattioni@comune.trieste.it. Andiamo a zoomare sui riferimenti, così magari si può prendere nota. Il numero di telefono è lo 040 675 9350. La mail è bib di biblioteca.mattioni@comune.trieste.it. Andiamo adesso a leggere altri argomenti dalle pagine successive. La 100 Porte è partita, il recupero di Portovecchio con la mobilitazione di una la movimentazione delle serie di vagoni con la carrozza storica destinata a Resiutta. È stato spostato dal viale monumentale anche uno dei 3 locomotori diesel. Partita infatti ieri da Trieste con destinazione Resiutta la storica carrozza ferroviaria 100 Porte che si trovava ormai in stato di abbandono e degrado in Portovecchio. Cosa diventerà punto di ristoro per i cicloturisti dell'Alpe Adria? Queste le progettualità in corso. Andiamo alla cronaca. Cadavere di un 30enne ripescato in mare, autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo di un giovane trevigiano è stato rinvenuto ieri al largo di Grignano, a bordo della sua auto diverse sostanze. Un cadavere, leggiamo, ripescato al largo di Grignano, appartiene a un 30enne originario della provincia di Treviso. La tragica scoperta è stata fatta ieri mattina ed è giallo sulle cause della morte. Sarà l'autopsia, unita a un eventuale test tossicologico, a fare piena luce sul decesso. Da un primo esame esterno, la salma non presentava segni di violenza inferti da terze persone, il che tenderebbe a far escludere l'ipotesi dell'omicidio. Il giovane potrebbe essersi gettato volontariamente in acqua o esserci finito accidentalmente dopo aver assunto qualche sostanza. Le indagini affidate alla Polizia di Stato e coordinate dal pubblico ministero Federica Riolino sono in corso. Nei paraggi gli agenti hanno trovato l'auto del 30enne, un'Alfa Romeo nera, intestata al padre. A bordo c'erano vari oggetti e anche delle sostanze con cui avrebbe potuto perdere la lucidità. Saranno gli accertamenti a dire se il proprietario ne avesse assunto una o più prima di quel bagno fatale. Pugno nel busto dopo il furto, ma il processo è a sua insaputa. In tribunale si attendeva la sentenza, invece il tribunale ieri c'è stato un clamoroso colpo di scena. Si è scoperto che quell'imputato contumace era ignaro del processo in corso a suo carico, pur essendo letteralmente a pochi metri dalle aule del tribunale. Si tratta di Maaki Elouadi, nordafricano senza fissa dimora, che è infatti in carcere al Coroneo per una misura cautelare disposta in un altro processo e non ha mai ricevuto la notifica relativa all'ultimo procedimento in cui è accusato di furto aggravato e lesioni. L'episodio risale al 9 febbraio del 2023 e si è svolto a bordo di un bus della linea 20, quella che collega Muggia alla stazione ferroviaria di Trieste. Andiamo al Festival di Primavera, l'anteprima musicale dei Wiener Symphoniker, che ha invaso il centro e incantato il pubblico. Da oggi a domenica la prestigiosa orchestra sarà di scena a Rossetti. Gli spettacoli sono stati preceduti da una serie diffusa di esibizioni. Una di queste ve la proponiamo nel servizio. In attesa dei 3 concerti, venerdì alle 20:30, sabato alle 19:30 e domenica pomeriggio alle 16 che ne compongono la tournée, i Wiener Symphoniker hanno salutato Trieste con una serie di piccoli concerti diffusi, sparsi questo pomeriggio in alcuni dei luoghi più caratteristici della città. In Piazza Unità l'appuntamento decisamente più sentito, un ensemble di ottoni della compagine ha eseguito una fanfara composta appositamente per l'occasione, mentre altri componenti l'orchestra si sono esibiti fra Piazza della Borsa, il Caffè degli Specchi, il Museo Revoltella e così via. L'attesa per quello che si può considerare un vero e proprio festival, già scatenatasi un anno fa quando gli appuntamenti erano stati annunciati, sta davvero crescendo. Del resto il curriculum dei Wiener Symphoniker parla da sé. Ja, weil es seit 125 Jahren eines der europäischen Spitzenorchester ist. Nel 1900, da 125 anni è una delle migliori orchestre d'Europa. I Wiener Symphoniker hanno suonato nelle migliori sale
da concerto del mondo e sono un po' gli ambasciatori culturali della città di Vienna. Fra i grandi direttori che si sono alternati sul podio basta citare Furtwängler e Karajan. Oggi l'orchestra è nelle mani di un altro grande, Peter Popelka. La rete televisiva pubblica austriaca realizzerà uno speciale sulla tournée dei Wiener a Trieste, che fra l'altro nel 1902 fu la prima città al di fuori del territorio austriaco dove la compagine si esibì, e riprenderà il concerto di domenica pomeriggio per trasmetterlo poi nel giorno di Pasqua. Se quell'appuntamento proporrà un programma in perfetta sintonia con i gusti del pubblico austriaco, vero è che gli altri due concerti saranno caratterizzati da scelte differenti, perfettamente in grado di soddisfare gli spettatori che, c'è da scommetterlo, gremiranno la sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti. Allora abbiamo previsto 3 programmi diversi per ogni appuntamento. Il primo prevede le immortali melodie di Wagner e Verdi, nel secondo concerto il programma prevede Mozart e Mahler, mentre nel concerto conclusivo celebreremo Johann Strauss a 200 anni dalla nascita con un repertorio davvero notevole. E il Politeama si veste a festa tra i fiori e il tappeto blu, l'allestimento dei grandi eventi proprio al teatro in via Rossetti. Cambiamo pagina, dai primi calcolatori ai PC, al Museo del Volta. Il Museo del Volta si amplia, arricchita con nuovi macchinari da collezione, la rassegna dell'Istituto Superiore. Oggi porte aperte per scoprire i 200 pezzi che raccontano la storia dell'informatica. Qui vediamo il responsabile dell'esposizione Sergio Ricci con Igea Cuccia, dirigente scolastica del Volta. Invece nelle altre foto gli spazi all'interno della scuola dedicati alla mostra con i tanti pezzi da scoprire che ci portano indietro di diversi anni. L'oggetto più curioso è un raccoglitore di gettoni giapponesi risalente circa al 1500 circa, così raccontami, col brusaferro. Gli studenti in via Montegrappa alla finale della gara RoboCup, si tratta di 8 giovani alunni che competeranno a Pescara. Andiamo oltre gli inserti, casa e arredamento, che invito alla lettura qualora interessati. Il Breg festeggia 60 anni di sport, unendo tutta San Dorligo della Valle. Oggi a Bagnoli la celebrazione. Il presidente Ota dice la struttura in gestione è una garanzia, ma soffriamo il calo demografico. Lo racconta in questa pagina Ugo Salvini. Poi la casa carsica di Moropino che apre con la mostra di Merletti, domani l'inaugurazione con l'artista Cozzina. Siamo a Muggia, marciapiedi e asfalto, spesa di 80.000 euro all'Istituto Comprensivo Lucio, la sicurezza stradale viene spiegata agli studenti. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per il collegamento del mattino che ci porta a capire quale giornata si andrà a delineare quest'oggi. In collegamento con noi l'ispettore capo della Polizia Locale Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno a Regulotto, buongiorno agli spettatori. Prego. Speriamo, visto il tempo, che sia una bella giornata per tutti. Certamente. Che non ci siano problemi. Per quanto riguarda la giornata passata, la notte passata non c'è stato nulla di particolare, abbiamo dato assistenza alla Cegas Rete Gas per una fuga in via Sette Fontane 91, fortunatamente abbiamo trovato tutti i conducenti proprietari dei veicoli che andavano spostati. Per quanto riguarda la giornata odierna non ho visto nulla di particolare per quanto riguarda manifestazioni. Ci saranno le riprese cinematografiche in via Zovenzoni, quindi ci sono divieti su tutta la via, attenzione a chi risiede in zona, e ricordo i divieti anche già in atto nella zona del Teatro Rossetti, quindi Crispi, Streller e il Reno della Croce, per quanto riguarda il Festival di Primavera da Vienna che termina, se non sbaglio, il giorno 14. Questa sera iniziano alcune processioni per le festività pasquali, ne abbiamo una a Roiano, una a Valmaura, quindi attenzione nel momento in cui ci saranno le persone in sfilata, saranno chiuse momentaneamente le vie interessate. E faccio già un anticipo per domenica 13, c'è la Triestina che gioca in casa con il Padova. Sì. Non abbiamo ancora tutte le disposizioni che la Questura ci darà per quanto riguarda i vari dispositivi, che secondo me saranno massimi, quindi a questo punto inviterei chi abita nel rione di Valmaura, nella zona dello stadio, a fare attenzione perché ci saranno sicuramente divieti ovunque. Okay. Altre cose non avevo da dire. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Saluti a tutti.
Grazie, noi torniamo indietro con le pagine del Piccolo, eravamo ormai arrivati a quelle delle segnalazioni e a poco arriveremo a quelle della cultura e dello sport che vedremo più tardi. Torniamo invece alle prime pagine del quotidiano che affrontano temi legati al dibattito in Friuli Venezia Giulia sul terzo mandato, uno spiraglio per il presidente Fedriga. Il governatore, dopo la sentenza della consulta, dice: decide il Consiglio. Restano da convincere gli alleati, un tavolo dopo le elezioni comunali. Ne ha parlato ieri proprio il presidente Fedriga al termine della festa della polizia al microfono di Marco Stabile, una volontà, quella del presidente, di poter tornare a occuparsi degli affari in Friuli Venezia Giulia, laddove lo statuto speciale della regione permette al Consiglio regionale proprio in questa regione di poter legiferare a riguardo. Sentiamolo. La consulta ha detto no al terzo mandato per quanto riguarda le regioni ordinarie. Qual è il suo commento? Che evidentemente la consulta ha voluto sottolineare come per le regioni straordinarie valga il principio sancito dalla norma nazionale ed è una competenza nazionale, quindi si può ovviamente modificare il terzo mandato per una volontà del Parlamento, quindi modificando la norma nazionale, se il Parlamento vorrà farlo, si può inserire il terzo mandato. Ma poi la consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà al Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Il suo pensiero però è: si va avanti? Spetterà al Consiglio ovviamente decidere. Io, come ho detto, mi piacerebbe poter ricandidarmi e risottopormi alla volontà degli elettori, perché la possibilità del terzo mandato non è che un presidente fatto secondo automaticamente fa il terzo, semplicemente ci si rimette sotto la volontà espressa attraverso il voto dagli elettori e dai cittadini per quanto ci riguarda del Friuli Venezia Giulia. Sui dazi degli Stati Uniti c'è questo spiraglio, questa sospensione da parte di Trump, Cina a parte, che fa ben sperare, ma chiaramente ora bisogna capire cosa porterà la trattativa, in particolare ovviamente per le nostre imprese, quello è l'obiettivo. Oggi bisogna lavorare sui negoziati, gli interessi statunitensi sono gli interessi europei sono quelli statunitensi. È da sottolineare che le democrazie occidentali hanno interessi comuni e quindi lotte commerciali penalizzano entrambi. Fortunatamente la sospensione dei dazi permette, mi auguro, di avere il tempo di condurre un negoziato che possa vedere una visione comune nelle due sponde dell'Atlantico. E di questo lo augura anche il presidente della Regione Veneto, Zaia, che dice: spero che Massimiliano possa correre per la terza volta. 4 presidenti possono ricandidarsi, 15 no. È una grande ipocrisia, dice Zaia, proprio rispetto alla differenza tra la possibilità delle regioni a statuto speciale di poter creare una legge ad hoc e quelle invece a statuto ordinario che si devono rifare alla decisione della Corte Costituzionale. Fratelli d'Italia e Azzurri frenano, non abbiamo fretta, hanno detto. In piazza Oberdan si attendono le indicazioni delle segreterie dei partiti. Il dibattito intanto in aula vede cautela sul tema da parte proprio degli alleati della maggioranza. Rodolfo Ziberna si dichiara a favore. Io personalmente, dice, sono per il terzo mandato sia in regione sia nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Altra cosa è se mi si chiedesse di correre per il terzo mandato, direi di no. Ma sono d'accordo quando, nel caso del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si tocca con mano che va ben oltre a una coalizione. È proprio una persona assolutamente apprezzata, lo ha affermato, come detto, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, a margine di un incontro elettorale di Forza Italia a Monfalcone. Serve equilibrio, dice Mauro Di Bert, il capogruppo della Civica che porta il nome della lista Fedriga. Dello stesso gruppo fa sentire anche la propria voce il consigliere regionale Bernardis, che dice: la democrazia si esprime attraverso il voto, non attraverso normative che impediscono a qualcuno di candidarsi. Le reazioni dell'opposizione: il Partito Democratico, centrodestra spaccato, il patto per l'autonomia civica del Friuli Venezia Giulia, dicono Lega ossessionata. Moretuzzo difatti dice: il limite è contrappeso necessario per la democraticità, affinché tutti possano candidarsi e non essere prevaricati da qualcuno che continua a farsi vedere. Nordio, siamo alla politica nazionale, troppi in prigione, responsabilità dei magistrati, question time al Senato, sovraffollamento, la responsabilità è di chi delinque e di chi decide di mandarli dietro le sbarre senza che ci siano nuove leggi. Il Ministro incontrerà martedì l'Associazione Nazionale Magistrati guidata da Parodi per parlare
della riforma della giustizia. Per Bonelli, parole sconcertanti, serve un test per il Ministero della Giustizia. Accanto invece leggiamo nuovo DEF alle Camere, i dossier dazi e difesa sul tavolo della Ecofin. I centri in Albania, il governo ci riprova, 40 migranti in partenza per Gjader, il centro-sinistra diviso sul tema del riarmo, la maggioranza glissa il voto sulla mozione a Roma in Parlamento. Wall Street ancora a picco, dazi alla Cina imposti al 145%, sotto pressione il dollaro, sceso ai minimi dall'ottobre del 2024. Trump annuncia tratterò l'Unione come un unico blocco, no ad accordi Stato. Per gli osservatori la pausa di 90 giorni prolunga l'incertezza e non offre garanzie. Vediamo come hanno chiuso ieri i listini nell'andamento delle borse. Il Nasdaq meno 4,31%, così come il Dow Jones che è sceso del 2,5%. A Tokyo il Nikkei invece registra un più 9,13%, il FTSE MIB a Milano 4,73%, da Francoforte il DAX il più 4,53%, da Parigi il CAC 40 3,83%. Zurigo con lo SMI a più 3,31%, il FTSE di Londra a più 3,04%, da Hong Kong l'Hang Seng chiude a 2,06 con il segno più davanti. Calano gli indici, quelli statunitensi. L'Unione Europea ferma le controtariffe, c'è la possibilità di trattare. Questa è la decisione dopo aver ascoltato i 27. Von der Leyen ha deciso per la pausa, se però non saremo soddisfatti scatteranno le contromisure. Tutte le opzioni sono sul tavolo. Qui in foto delle moto della Harley Davidson in un concessionario, sono tra i beni del comparto dei motori che vengono esportate dagli Stati Uniti e che vedono l'Europa essere uno dei maggiori partner commerciali. Donald, comprate ora. Idee agitano lo spettro dell'insider trading, il sospetto di fatti dietro alla fluttuazione dei mercati. L'opposizione vuole indagare dopo le parole del presidente. Aveva detto è il momento di comprare prima del dietrofront sulle imposte, e quindi c'è l'indagine dietro a una possibile manovra di insider trading che abbia giovato a qualcuno al netto di una perdita piuttosto grossa negli indici ieri alla chiusura di Wall Street. Meloni spera dopo lo stop un accordo è ancora possibile, dice il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Pechino apre i negoziati ma scarica Hollywood e svaluta la sua moneta. Questa è la contromossa della Cina. Andiamo alla cronaca dall'estero. 2 italiani tra le 218 vittime del crollo a Santo Domingo. Uno chef catanese si trovava nel locale al momento del cedimento della struttura. Era amante del merengue, venuto a sentire Ruby Perez, una star del genere. Questa è la strage in discoteca. Si vede proprio la foto dello stesso Luca Massimo Jemolo e il luogo del crollo nella foto e nella impaginazione. Si vede proprio le macerie e i soccorritori all'opera. La diplomazia dialoga, scambio di prigionieri fra la Russia e gli Stati Uniti, un gesto distensivo per cercare di calmierare le tensioni. Summit dei volenterosi con l'incognita Trump, il futuro dell'Ucraina. E poi i reali britannici nel loro viaggio in Italia, Dante e Romagna mia, tappa finale a Ravenna per Re Carlo e Camilla. Obama, voci di divorzio, ma Michelle smentisce la presunta crisi, cronaca rosa in questo caso, dell'ex presidente statunitense e della sua donna. Da Google Cloud, tecnologie avanzate per ricerca e imprese all'interno di Agorai. Francesco Nori, responsabile della divisione robotica del colosso statunitense, l'hub di Palazzo Carciotti a Trieste è già partito iniziando a dialogare. Dalle generali a Goldman Sachs, protagonisti nell'operazione Agora Innovation Hub sono in primissimo le assicurazioni generali e la regione Friuli Venezia Giulia, poi big dell'industria e della finanza come Fincantieri, Illy Caffè, Goldman Sachs, enti accademici e di ricerca come le università di Trieste e di Udine, la SISSA, il MIB, l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'ICTP, la multinazionale Deloitte, specializzata nei servizi di consulenza e revisione contabile, oltre al gigante della New Economy Google Cloud. Il taglio del nastro fra il 2028 e il 2029, un investimento da 60 milioni di euro. Qui vediamo Palazzo Carciotti e la sua cupola inconfondibile, vista e fotografata da Andrea Lasorte
da uno scorcio sulle rive. I partner del progetto dovranno fornirci dei casi di studio e dirci come rendere le nostre piattaforme più adatte ai loro tipi di business, dice sempre Francesco Nori. Le applicazioni devono essere create da un ecosistema di realtà diverse, connettendo persone e conoscenze. Qui Francesco Codagnone lo ha intervistato e c'è tutta proprio la sua visione del futuro di questo settore ben specifico e che riguarda Palazzo Carciotti e Trieste nelle colonne della pagina 10 del Piccolo. Noi ci fermiamo per andare in pubblicità, torneremo tra qualche minuto proseguendo con la rassegna stampa, andremo poi a vedere anche le pagine conclusive, quelle che si occupano di cultura e sport. Ci vediamo tra poco. Ritrovati dunque in diretta con Sveglia Trieste, sono le 7:35 di venerdì 11 aprile, vi anticipo nuovamente gli ospiti, saremo oggi in compagnia di Daniele Vatta, consigliere del Partito Democratico in terza circoscrizione, poi di Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, in quest'ordine, prima Vatta, poi Bernobic a chiudere fino alle 10 con la trasmissione. Andiamo al Piccolo, Industria e Lavoro a Trieste, offerta a Roncadin per Tirso. Il Tribunale dà il via libera, ammessa la cessione del ramo d'azienda a un valore complessivo di 8 milioni. Ora 2 settimane di tempo per raccogliere eventuali proposte da altre imprese. Il gruppo pordenonese vuole cominciare a produrre in un anno, salvi i 161 dipendenti con 100 nuovi assunti entro metà del 2027. Le difficoltà della Tirso diventarono conclamate nel 2022 quando l'azienda energivora viene travolta dall'impennata dei costi dell'elettricità. La società del gruppo Phil Man-Made, proprietario Andrea Parodi, nell'agosto del 2022 mette in ferie forzate i 270 dipendenti. Da quel momento si produce a singhiozzo e aumenta l'indebitamento del gruppo e della controllata, fino all'annuncio da parte di Parodi della decisione di chiudere Tirso e cercare un compratore per l'impianto. Oggi i lavoratori si sono ridotti a 161. In questi ultimi mesi la Regione, con le altre istituzioni, le categorie produttive e le organizzazioni sindacali, ha lavorato a stretto contatto per affrontare e risolvere alcune crisi industriali, in particolare dell'area triestina. L'importante accordo al quale si è arrivati per il rilancio imprenditoriale dell'azienda Tirso e la salvaguardia occupazionale dimostrano che quando si lavora insieme in modo costruttivo si ottengono importanti risultati. Così l'assessore al lavoro Alessia Rosolén, ospite ieri al congresso regionale del sindacato del tessile FEMCA CISL. Firmati i 3 mesi di cassa alla Flex e FairCap nomina il suo advisor. La crisi della fabbrica di elettronica con le ultime novità, dopo l'accordo raggiunto al tavolo ministeriale, aziende e sindacati hanno rinnovato il contratto di solidarietà per lo stabilimento Adriatronics, denominazione assunta dalla Flex di Trieste dopo l'acquisizione del fondo FairCap. Davanti alla difficoltà dei tedeschi di garantire il rilancio della fabbrica di componentistica elettronica ceduta dalla multinazionale americana, istituzioni e sindacati avevano chiuso a ogni ipotesi di nuovi ammortizzatori sociali, ma ora la firma è arrivata per effetto della disponibilità di FairCap a ritirare ogni prospettiva unilaterale di vendita di pezzi dello stabilimento e nominare dunque un advisor per reperire società interessate al subentro. In aumento trapianti e vite salvate, alta la quota di chi si oppone al dono. In regione il 69% dei residenti, rinnovando la carta d'identità, ha detto sì all'espianto di organi. Le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti, riassunte in questo schema che vedete, le righe gialle si occupano dei dati del Friuli Venezia Giulia e poi delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Gli altri che restano in azzurro con la scritta in rosso invece sono quelli che riguardano le altre regioni nel paese, e quindi la popolazione e anche le dichiarazioni registrate e l'aumento di chi poi alta la quota, lo vediamo, di chi si oppone al dono. Le migliori province sono Nuoro, Prato, Trento e Banio Cusio Sola, mentre le province regionali sono la 17esima posizione per Udine, al 22esimo Pordenone, al 25esimo Gorizia, al 51esimo posto Trieste in questa particolare classifica che viene stilata dal Piccolo.
è riportata dal Piccolo. L'intelligenza artificiale e la lotta ai tumori, ieri la conferenza con la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Trieste in piazza Goldoni, nel capoluogo regionale, che ha ospitato la conferenza Intelligenza artificiale applicata alla diagnostica oncologica. Presente anche il consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, che è stato, come dire, facilitatore di questa conferenza che si è tenuta proprio nella sede dell'Ordine dei Medici in piazza Goldoni. La CGIL contro Riccardi, riassetto della sanità basato su dati obsoleti. Il segretario generale del Friuli Venezia Giulia Piga dice solo tagli e riduzioni e sui tempi lunghi per le case di riposo chiede alternative. Servono assistenza domiciliare e anche aiuti per la frequenza di centri diurni. Sanatorio Triestino e Terme FVG, l'amministratore delegato Guarneri dalle dimissioni, il manager polemico, ondate di fango ad hoc, ha riferito a mezzo stampa. Will e Nursind chiamano allo sciopero in Asuggi, oggi la protesta a Monfalcone organizzata alle 12 davanti all'ospedale San Polo per i tagli ai salari e alle condizioni di lavoro proprio dei sanitari in tutta la regione. Dalle paghe agli audit, le istanze invece della FIALS, il documento consegnato ad ARCS e all'assessore alla salute Riccardi. Andiamo all'esposizione universale, i piccoli di Podrecca, ambasciatori del Friuli Venezia Giulia, in vetrina a Osaka l'arte delle marionette. La storica compagnia del Teatro Stabile si esibirà per la prima volta in Giappone durante l'Expo dal 27 aprile al 3 di maggio. E qui una foto, da sinistra il pianista Pickolovsky, il soprano Sinforosa Strangoloni e poi il violinista nelle marionette di Podrecca. Arte e guerra, passato e futuro del vecchio continente, in questa pagina di attualità all'interno del Piccolo, il messaggio di Guernica visto dai giovani. Oggi a Nova Gorizia il focus promosso dal Parlamento europeo con 160 studenti. Le inquietudini di oggi in Europa e la conferenza di Stresa del 1935 convengono alla Lega Nazionale nell'Aula Magna, al Liceo Dante a Trieste. Sopralluogo del Papa ai restauri in San Pietro. Francesco aveva in Aselli e ha voluto vedere di persona le ultime fasi dei lavori. Oggi c'è la presentazione delle opere, la visita a sorpresa del Pontefice in Basilica. Operaio travolto e ucciso in strada nella tangenziale di Bologna mentre metteva i cartelli, originario della Puglia, aveva 60 anni ed era addetto alla segnalazione del cantiere. Un furgone lo ha preso in pieno. I colleghi sono sotto shock, anche chi ha assistito proprio all'incidente sicuramente è rimasto scioccato dalla vista del collega deceduto sotto il furgone che stava correndo lungo la tangenziale di Bologna. I colpi invece che uccisero una diciottenne ero fatto di cocaina, la colpì con 67 forbiciate. Siamo a Milano. Escort e prostitute hanno il loro codice di attività lavorativa, la novità Istat adottata dall'Unione Europea. Esistono solo due certezze nella vita, una è la morte e l'altra sono le tasse. A questa massima attribuita al presidente statunitense Benjamin Franklin non sfugge neanche la prostituzione e chi le organizza. Ora, dopo un intervento dell'Istat, prostituzione ed escort hanno il proprio codice Ateco, acronimo di attività economiche, cioè il sistema di classificazione utilizzato per identificare le attività economiche con numerose ricadute da quelle statistiche a quelle fiscali. E tra i codici Ateco si trova di tutto, dagli astrologi spiritisti fino ai servizi di ricerca grafologica. Insomma, ora questi lavoratori del sesso saranno classificati dalle statistiche ufficiali e dovranno pagare le tasse, IRPEF e IVA come tutti, anche se già lo potevano fare con i precedenti codici Ateco, che erano però molto più generici, facendo riferimento a servizi alla persona non classificati. Ma quale sarebbe l'incasso per lo Stato ammesso che tutti i lavoratori del sesso si mettessero in regola? Dipende chiaramente dal reddito e dalle relative aliquote, ma il giro d'affari fiscalmente aggredibile sarebbe enorme. Sempre l'Istat lo valutava nel 2022 a circa 4,7 miliardi, cresciuto in un solo anno del 4%, così leggiamo da questo articolo. Corona assolto, il fatto non costituisce reato, il Tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona dall'accusa di tentata estorsione per un presunto ricatto con un video
intimo, lo ha deciso il giudice Mario Morra, perché il fatto non costituisce reato, accogliendo la richiesta dei difensori Ivano Chiesa e Cristina Morrone. A denunciare l'ex re dei paparazzi era stata una donna che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che voleva pubblicare. In caso in Friuli Venezia Giulia, gli obblighi dei datori di lavoro anche per la protezione civile, sindaco e coordinatore a giudizio Andrea Martinis e Renato Valent compariranno nell'aula del Tribunale di Udine il prossimo 3 maggio. L'accusa per la morte del volontario De Pauli è omicidio colposo. La richiesta: non lasciateci soli. Qui la foto proprio dei primi cittadini e anche delle persone che sono state coinvolte in questo incidente. Un volontario della protezione civile qui in foto, impegnato nella rimozione di alberi caduti dopo il maltempo. Lunedì alle 18, 8:30 è previsto un incontro tra gli amministratori della Carnia per discutere il da farsi. Questa è la situazione spiegata da Alessandro Cesare nell'articolo che vediamo. A Pago, 63 casette abusive, demolizione al via. Poi l'ALT, il caso, erano state costruite nell'area di un campeggio su un lotto agricolo boschivo, vendute poi a privati, rischiavano di essere abbattute. Ora la sanatoria che arriva dal comune. E poi valutazioni al traguardo per Vinistra, l'edizione numero 31. Maxi operazione in Croazia, 45 arresti per traffico di droga, nel mirino la ramificazione di un cartello internazionale. Oltre 250 agenti e le forze speciali che si sono mobilitate per queste operazioni. Interventi a Zagabria e in altre città più piccole, in manette anche un campione di kickboxing. Il concerto record della star Filo Ustascia, venduti più di 500.000 biglietti per il 5 luglio nella capitale croata, sul palco Thompson, con discusse simpatie. Qui lo vediamo il cantante Marko Petrovic, meglio conosciuto come il nome d'arte di Thompson. Economia, nuovo impianto per il vetro piano. Sisecam investe ancora in Friuli Venezia Giulia. L'annuncio del CEO Elverici ieri a Venezia, San Giorgio di Nogaro: investiremo 20 milioni di euro. 2 dei 3 stabilimenti italiani della compagnia hanno sede in Friuli, insieme generano 200 milioni di ricavi. Con il nuovo investimento il sito in provincia di Udine diventerà uno dei più grandi d'Europa. L'amministratore delegato dice: la futura competitività del settore è legata ai costi energetici. In Italia paghiamo 70 milioni di bolletta, riferisce. La previdenza, Covip, i fondi pensione al 10% del PIR, e poi l'azienda di Porcia Ecoroof, fotovoltaico e rimozione di amianto. Il mondo delle Coop, ASCI al congresso, Cisilino si ricandida alla presidenza, un'ottantina di realtà in Friuli Venezia Giulia con più di 3.200 addetti e un fatturato complessivo di 177 milioni di euro. Sempre per l'economia, Essilux, un premio record, 40 milioni per i dipendenti. La quota base è pari a 3.181 euro lordi, ma si può salire fino a 4.000 euro. Il progetto Time for You prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi a parità di stipendio. Questo decide l'azienda a beneficio dei suoi dipendenti. Versace e di Prada per 1,25 miliardi. Bertelli soddisfatto, un nuovo capitolo in questa acquisizione. Il patron del marchio milanese dice: garantiremo continuità per il gruppo, la Medusa ha una potenziale enorme. Le società a confronto, Prada SPA e Gianni Versace SRL, qui nel confronto tra le due realtà parliamo dei massimi della moda made in Italy. Andiamo oltre, siamo alle idee, con Pieraldo Rovatti che scrive: così vicini eppure così lontani. Invece Dario Crestodina che riporta senso adolescente del potere, e il riferimento è alle dazi di Donald Trump e alle misure che ha annunciato, ha poi ribaltato e quindi infine riconfermato. Ora, prima di andare alle pagine di cultura e sport, facciamo un passaggio a Trieste, all'interno del Porto Vecchio. Ieri tappa all'interno e all'esterno anche del magazzino 26, in quell'ala che sarà in un prossimo futuro sede del polo museale triestino. Si sta creando lo spazio per poi l'allestimento del futuro Museo del Mare. Vediamo.
Caschetto in testa per la sicurezza, sopralluogo oggi in quello che sarà il futuro Museo del Mare. Siamo nella parte più alta nel tetto dove sorgerà un ristorante, il Mirador, così lo ha chiamato il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che oggi ci ha guidato proprio all'interno dell'antico scalo per vedere lo stato di avanzamento dei lavori di quest'ala del magazzino 26 dedicata a polo museale. E la ditta Edil Costruzioni ad occuparsi dei lavori per il futuro Museo del Mare. Già completate le demolizioni e gli scavi interni, gli intonaci, le opere in vetro del Mirador con i parapetti, i serramenti e la struttura del lucernario. In corso d'opera il restauro delle murature e voltine, le nuove guaine impermeabilizzanti, i tramezzi in cartongesso e simili, il restauro dei portoni originari in legno. Segue la fase degli impianti, tanto meccanici quanto elettrici, con la realizzazione delle canalette portacavi. Già forniti tutti i quadri elettrici, con la realizzazione della cabina elettrica utente e gestore. I lavori sono circa 19-20 milioni di euro, il cantiere sta andando avanti e qui siamo nella parte più bella che riguarderà la parte ristorazione e poi tutta la parte museale dove si stanno facendo dei lavori importanti. Siamo a buon punto del cantiere, circa il 40% delle lavorazioni, scusatemi. La previsione è di finire la parte interna entro dicembre 2025, dedicarsi alle parti pertinenziali primo trimestre del 26 e quindi poi ovviamente consegnarlo all'area cultura che si occuperà poi degli allestimenti e dell'apertura. Il Mirador ospiterà un locale di ristorazione per cui alcuni imprenditori triestini hanno già bussato alla porta del comune interessati a una futura gestione. L'attuale stato di avanzamento lavori vede l'impegno di 7 milioni e mezzo di euro, pari al 39,5% delle opere previste in contratto. Abbiamo fatto una scala in ferro che pesa, pensate, 81 tonnellate, tanto per dirti, la ditta sta andando avanti e basta guardarsi in giro per rendersi conto che siamo in una fase buona di lettura d'arrivo. La data di scadenza dei lavori è prevista nel dicembre di quest'anno per le opere interne al fabbricato, il febbraio del 2026 invece per le opere esterne. 38.000 metri quadrati di solai che diventa, abbiamo copiato un po' il Deutsche Museum di Monaco, diventa qualcosa di interessante con tutti i musei della città messi all'interno di questa struttura. La nostra volontà è quello di renderlo un contenitore culturale all'avanguardia, all'altezza dei grandi musei europei, ad esempio Monaco piuttosto che Amburgo, quindi sia un grande attrattore della città inserito in un contesto come Porto Vivo dove sapete poi tutto quello che c'è in piedi. Siamo alla pagina della cultura, ma vedremo fra qualche istante un nuovo servizio perché Scienza e Virgola si occupa di tecnopolitica. L'edizione 2025 del festival presenta un programma di 60 eventi distribuito su 26 cittadini. Al centro la riflessione sulle accelerazioni del presente. Ieri l'inaugurazione con la presentazione proprio degli argomenti, andiamo a sentire proprio di cosa si parlerà in questa edizione di Scienza e Virgola. Manca qualche settimana l'appuntamento con la 9ª edizione di Scienza e Virgola, la manifestazione organizzata dalla Sissa che fa della divulgazione scientifica il proprio obiettivo. Mai come adesso, in un periodo di accelerazioni scientifiche, di cambiamenti anche traumatici, di nuovi equilibri, che poi il tema della manifestazione di quest'anno, è importante avvicinare la scienza alla società, è importante in particolare per la Sissa che vive alla frontiera internazionale della ricerca, che a volte può essere un poco lontana dal nostro quotidiano e quindi è importante avvicinarla e anche renderla parte integrante della nostra società composita. Gli appuntamenti presentati stamani al Caffè San Marco dal 6 all'11 maggio sono per numero e per importanza davvero notevoli, a cominciare dalla prima tappa degli incontri affidati a Paolo Giordano con la cinquina dei candidati al premio Strega Saggistica. Presenteremo in anteprima i 5 finalisti del premio e quindi anche questo è un segno per noi di grande soddisfazione perché siamo riusciti a stabilire una collaborazione con questa realtà prestigiosa. E poi tanto altro, c'è la paleoantropologia, c'è la matematica, ci sono la geografia, la geopolitica come detto, le migrazioni, temi come l'Alzheimer. Andremo ancora di più in luoghi inusuali per la comunicazione della scienza. La scienza nei 6 giorni della Kermesse dialogherà dunque con il cinema, il teatro, la poesia, persino con il cibo, attraverso esperienze sensoriali tutte da provare e condividere. Un'altra volta faremo una presentazione di un'attività all'interno del carcere di Trieste, poi nelle librerie di quartiere e nelle librerie anche sul Carso, in particolare
in alcune scuole poi slovene. Andremo anche al Burlo Garofalo per un'attività all'interno dell'ospedale Burlo Garofalo. Scienza e Virgola 2025 segna poi la prima collaborazione con il Comune di Trieste, anche in questo caso secondo una modalità che si annuncia accattivante. Una tombola geografica per i nostri anziani di Casa Serena. Questo è il primo atto della collaborazione nata tra Sissa e Comune di Trieste assessorato alle politiche sociali. È un modo per comunicare la scienza ed essere vicini ai sociali. Ecco un connubio tra due eccellenze del nostro territorio di cui davvero siamo orgogliosi. Altri appuntamenti, arriva il Miela Michael Gira, il fondatore degli Swans, alle soglie dell'uscita del nuovo monumentale lavoro del gruppo. Il cantante è in tour europeo con il chitarrista Han. Trieste è una delle due date italiane, domani alle 21:30 al Teatro Miela. La cantante e compositrice Valeria Sturba presenta il disco Le cose strane alle 20:15 alla Casa della Musica. Siamo allo sport, raddoppio di Ross. Il Play firma un biennale rimanendo un punto fisso della pallacanestro Trieste. Il general manager Arcieri ha detto è un atleta legato alla città ed è un leader della squadra. Qui li vediamo assieme, Colby Ross e Michael Arcieri. Per me è un privilegio continuare qui. Arcieri gli devo tutto. Nell'intervista a Filippo Enrico Verzè, la guardia biancorossa si racconta, con Ruzier ho un rapporto eccellente, siamo sempre pronti a darci consigli, e qui proprio parla della sua volontà di rimanere a Trieste, delle sue ambizioni e gli obiettivi della squadra. Siamo al calcio, un derby alla pari, con Tesser la Triestina ha raccolto 34 punti, il Padova 35, nonostante l'abisso in classifica l'Unione ha le sue chance. In foto Attilio Tesser che ha ottenuto 34 punti in 19 gare, nell'altra miniatura Matteo Andreoletti, l'allenatore del Padova. L'appello, i tifosi vengono a Rocco, oltre 1500 padovani, rappresentanti dei club sollecitano i supporter a sostenere la squadra nella partita di domenica. Questo è il terzultimo appuntamento con la Serie C per la Triestina nella stagione regolare, infatti poi arriverà la gara in esterna a Vicenza, quella del 18 aprile, che si giocherà allo Stadio Menti di Vicenza alle ore 20, e Tele4 la trasmetterà in diretta in chiaro, quindi la potremo seguire assieme venerdì 18 alle 8 di sera, subito dopo il nostro telegiornale avremo dunque lo spazio dedicato alla diretta della Triestina, e poi l'ultima gara sarà venerdì 25 aprile alle 16:30 allo Stadio Rocco contro il Novara. Le giovanili della Triestina, primavera, i playoff iniziano in salita, il primo step sarà contro la Pro Patria con i playoff che si apprestano ad affrontare i giovani della Triestina. Sport invernali, Ashley, la keniota dello Sci Club 70 che sogna i giochi, la 17enne Ongonga, tesserata del club triestino, voglio essere la prima atleta africana alle Olimpiadi invernali. L'intervista di Riccardo Tosques per quanto riguarda lo sci nordico alla 17enne, che qui si racconta nel suo percorso e anche le sue ambizioni per i prossimi appuntamenti. Pugilato, Memorial Battimelli sul ring, o piscina, arriva la box internazionale, le arti marziali, il Karate Do Trieste brilla a Postumia e Pravidomini cadetti, a Postumia e Pravidomini. Per i cadetti 2 pass tricolori invece, per lo sci alpino giovanile, criterium nazionale under 11, under 12, a Casarsa 30 d'argento, poi Forza Ragazzi nel calcio dilettanti, questo è il titolo del piccolo che guarda proprio alle selezioni under 19 e under 15 regionali, torneo delle regioni, la spedizione del Friuli Venezia Giulia con le agguerrite under 19, allievi e giovanissimi che volano in Sicilia. Di fianco, in questa colonna color arancione, ci sono tutti i convocati delle under 19, dell'under 17 e delle under 15, le rappresentative che andranno a sfidare le altre regioni. Il presidente della FIGC regionale Canciani: siate orgogliosi di indossare questa maglia, ha detto. Il programma: Trento il primo avversario, poi arriva a Bolzano e quindi il Veneto. Per il ciclismo, Ganna si può, domenica c'è la Parigi-Roubaix, l'Italia spera in Pippo Cassani e la sua corsa se la giocherà
con le altre star. Per il tennis a Musetti il derby con Berrettini, oggi nei quarti c'è Tsitsipas, avanti Alcaraz, fuori Medvedev. Per il torneo di Monte Carlo, qui in foto proprio Musetti, oggi nei quarti affronterà Tsitsipas, una sfida non semplice per l'italiano per il tennis a Monte Carlo. Il calcio di Serie A, il Milan stasera a Udine, domani tocca Inter e Juve contro Cagliari e Lecce. Il programma della 32esima giornata con anticipo oggi 20:45 Udinese-Milan, domani Venezia-Monza, Inter-Cagliari, Juventus-Lecce, domenica Atalanta-Bologna, Fiorentina-Parma, Verona-Genoa, Como-Torino e il derby della capitale alle 20:45 di domenica Lazio-Roma, poi lunedì Napoli-Empoli. La classifica vede sempre l'Inter in testa con 68 punti davanti al Napoli, all'Atalanta e al Bologna. Le prime 4, ricordiamo, poi andranno in Europa nella massima coppa, quella dalle grandi orecchie, ovvero la Champions League. Le altre si dovranno invece contendere i posti in Europa League, in Conference League. Via via poi la fase centrale chiuderà il campionato senza partecipazioni alle coppe. Le ultime invece si giocheranno, come ormai lo sanno tutti, i posti per non retrocedere in Serie B. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa lettura del Piccolo. Andiamo in pubblicità, saremo tra poco in compagnia di Daniele Vatta del Partito Democratico. Ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 8:05 di venerdì 11 aprile, siamo in compagnia di Daniele Vatta del Partito Democratico, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Consigliere in terza circoscrizione, proprio la circoscrizione dove a fine mese, stando alle ultime, sarà inaugurato il nuovo comprensorio di Roiano che prende il posto della ex polizia stradale, con l'asilo, il posteggio che è già operativo e tutta l'area in fase di allestimento, molto atteso, rimandato, rivisto, riprogrammato, ostacolato da prima i corsi d'acqua, poi altre questioni anche burocratiche, l'ascensore, insomma ovviamente come cantiere ne ha passate, poi alla fine l'importante è arrivare. Ma sì, allora, nessuno è dispiaciuto per questa apertura, anzi siamo finalmente contenti tutti di avere questa apertura tanto attesa di uno spazio che dovrà ridare slancio a un rione che ha la sua tipicità. Si sperava in qualcosa di meglio, lo sappiamo, ma ormai insomma questo è il progetto realizzato. Adesso finalmente avremo questa apertura dopo tanti anni, dopo un progetto lunghissimo, come ricordava anche il sindaco, anche nel mandato di Cosolini si è portato avanti il progetto che aveva un'idea diversa di bosco urbano. Adesso penso che tutte le persone hanno visto cosa è stato realizzato, che c'è un impatto molto forte del costruito dell'edificio del cemento, del cemento, sì, mancano le alberature, ma miracoli non si possono fare quando si mette tanto cemento alla base, quindi questa è la situazione. Finalmente si aprirà al pubblico, alle persone. Quello che rimane bloccato è una situazione inspiegabile e grottesca, è quella dell'asilo. L'asilo è veramente una situazione che non ha nessuna giustificazione logica, c'è solo un problema politico enorme all'interno della Giunta, perché continuiamo a bloccare una struttura pronta a danno delle famiglie per divisione politica all'interno del centrodestra. Ecco, questo è un tema che secondo me dovrebbe essere quotidiano, tutte le persone dovrebbero protestare per avere quella struttura disponibile. Dal momento che fisicamente è disponibile, non manca niente, manca solo l'accordo per come gestire la struttura. Anche perché, Vatta, la interrompo solo per aggiungere questo elemento, più si va avanti nel procrastinare la decisione, peggio è in termini di iscrizioni, perché non è che se decidiamo domani io e lei, dico per dire ovviamente, sì, chiaramente, le persone possono iscriversi dopodomani. Ci sono delle finestre entro il quale è possibile avanzare la richiesta di iscrizione all'asilo per le famiglie, oltre a quella si slitta all'anno dopo.
Ma sì, è vero in parte, nel senso che c'è sempre una tale fame di posti che si può ovviare. Si riesce a poi scalare da strutture pubbliche a strutture private. Chiaramente questo però è un meccanismo che va a danno dei bambini, perché in quell'età, l'età di asilo nido, hanno bisogno di una continuità e hanno anche la necessità di avere un legame con le persone a cui vengono affidate, che sia continuativo. Pensare di spostarli da una parte all'altra solo perché effettivamente c'è una comodità, c'è un vantaggio anche per la famiglia, ma va a danno dei bambini, quindi eventualmente ci sarebbe un passaggio da un posto all'altro. Quello che quindi sta succedendo in questo momento è che una delibera di aprile, che è ferma ad aprile dell'anno scorso, siamo arrivati a un punto tale che non riusciamo a fare l'apertura dell'anno prossimo, perché proprio nella delibera si parlava di circa 6 mesi per trovare o per allestire, insomma, la modalità di gestione di questo contenitore, di questo spazio educativo, anzi. Sì. E quindi ci siamo già giocati l'inizio dell'anno educativo prossimo, e questo per quello che si legge per divisioni all'interno della maggioranza che stanno bloccando l'affidamento che si vorrebbe al privato. Ecco. Sì, sì. Io non ho assolutamente nulla contro il privato, però il privato devi coinvolgerlo prima, non devi utilizzarlo come tappabuchi delle divisioni, delle difficoltà politiche di una maggioranza. Quindi il nostro pensiero è quello che serva restituire la gestione al pubblico, anche perché non può essere una questione di costi. Adesso il sindaco ci diceva che hanno avuto 8 milioni dalle azioni della Cegas a PS Amga, 8 milioni, e non si riesce a trovare una somma molto inferiore per la gestione pubblica dell'asilo, di un asilo già costruito con soldi pubblici. Quindi qui servirebbe assolutamente una mobilitazione anche dei cittadini, che sento nei discorsi anche di persone vicine, ma purtroppo non vedo. Ci sono tanti che stanno aspettando una struttura di questo tipo a Roiano, ma purtroppo questo centrodestra, questo assessore, non ci consente di avere una struttura pronta. Quindi onestamente io penso che un assessore di questo tipo, che blocca una struttura pronta per l'incapacità gestionale sua, dovrebbe prendere le conseguenze. C'è un'altra poi situazione che, da quello che ho capito, l'argomentiamo assieme, Vatta, fa desistere il dialogo in Consiglio Comunale, ovvero le 120 proposte di emendamento, se non sbaglio, proprie dell'opposizione. Allora la mia domanda è questa, non per fare gioco delle parti, ma qualora si potesse sfoltire la mole di interventi, non sarebbe un gesto in qualche modo di collaborazione? Ma mi pare che c'è stata una chiara dichiarazione di apertura da parte dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Questa è una possibilità, ma deve esserci un passo da parte della maggioranza nel dire che si è sbagliato su questa proposta nei confronti dell'affidamento ai privati, e valutiamo una situazione migliorativa che però riporti nell'alveo della gestione pubblica questo asilo nido. Okay. Anche perché quello che si sta discutendo non è un affidamento unico al privato, ma è un'apertura iniziale con questa struttura per poi estendere questa modalità di gestione attraverso i privati ad altre strutture costruite con soldi pubblici. Quindi si crea un precedente. C'è la chiara volontà di aprire un precedente. L'assessore dice non vogliamo privatizzare, ma non vogliamo privatizzare l'esistente, ma per il futuro invece c'è tutta la volontà di privatizzare. Allora, io volevo chiarire, non ho nulla contro i privati, ma i privati utilizzati così come tappabuchi, senza averli coinvolti in un processo sin dall'inizio e senza aver quindi pensato a un piano formativo, un percorso formativo che coinvolga anche tutte le persone che ci lavoreranno lì dentro, è una cosa che non sta in piedi.
Intanto leggo un paio di mail. Buongiorno, è finalmente tornata la bandiera di Trieste che sventola sulla facciata di Piazza Unità. Complimenti per il servizio di ieri mattina. L'amato simbolo con la labarda triestina è finalmente ricomparsa sulla facciata del Palazzo Municipale. Ci allega Diego che ci scrive la foto. Ieri eravamo proprio sotto Piazza Unità per far vedere che mancava il vessillo della città di Trieste. Oggi ricompare tutto il suo biancorosso caratteristico. Ieri, fra l'altro, un piccolo fuoriscena, ne avevo parlato col sindaco e con l'assessore Lodi durante il sopralluogo in Porto Vecchio. Siamo stati, come avete visto anche dal servizio, sul tetto del magazzino 26, dove c'è il futuro Mirador, così chiamato, per il punto di osservazione. Poi ci sarà anche un locale, insomma tutto il progetto in corso. Avevo chiesto proprio spiegazioni su questa bandiera e diciamo che non c'era una consapevolezza di un qualcosa di grave, era probabilmente il cambio di una bandiera strappata a favore di una nuova. Ecco, diciamo che la situazione mi è stata in qualche modo rappresentata come un qualcosa di ordinario, diciamo così. Altra mail invece. Vorrei esprimere il mio sconcerto riguardo al divieto sulla cannabis light introdotto con il recente DDL sicurezza. È difficile comprendere come si sia potuti arrivare all'approvazione di una norma tanto insensata. La cannabis a base di CBD non ha alcun effetto psicotropo e colpire chi la produce, la vende o la consuma con misure punitive appare del tutto ingiustificato. Questa decisione dimostra un evidente disinteresse da parte del governo nei confronti dei piccoli imprenditori che con serietà e competenza operano in un settore legale e in forte crescita, offrendo prodotti di qualità nel rispetto delle normative. Mi auguro che si possa tornare a un dibattito serio e basato su evidenze scientifiche anziché su pregiudizi ideologici. Se ne era occupato Gianluca Paladina nei giorni scorsi. Effettivamente la tempistica, mi pare di aver capito, gioca a sfavore di questi imprenditori, perché dall'oggi al domani si trovano quasi costretti a dover rinunciare a una buona fetta del loro venduto. Ecco, diciamo sì, c'è tutta una situazione che crea una criticità estrema per tutto un settore molto ampio e che non colpisce solo il settore della vendita del taglio di queste sostanze per, diciamo, svago. Ecco. Sì. Ma va a colpire tutto un settore molto più ampio che è anche quello delle costruzioni, degli regolamenti per le costruzioni. Tutto il settore della canapa viene azzerato da un giorno all'altro. Si parla di un giro d'affari di quasi 200 milioni in Italia per una scelta puramente ideologica, come ricordava questo spettatore, questa email. E quindi da un giorno all'altro, come i dazi, viene colpito un settore per una scelta ideologica e questo crea un danno a tantissime persone senza che ci sia, come si diceva, una base scientifica. E dall'altra parte mi viene in mente un altro provvedimento, che è quello della nuova legge del codice della strada, che mette, diciamo, fuori gioco tantissime persone che assumono delle sostanze anche per curarsi. E come è stato impostato il regolamento, tantissime persone non potrebbero più guidare e di fatto è stato creato un regolamento che non viene applicato quasi mai, perché sennò creerebbe un tale disagio sociale che, insomma, creerebbe un grosso scontento. Ecco. Io penso che creare queste leggi solo per un'ideologia e poi non rendersi conto, non fare un confronto con la società civile sia veramente un danno al Paese. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io. Sì, prego. Buongiorno. Io mi chiamo Giulio, sono orianese doc, nato a Oriano. Sì. Per la questione della piazza, una cosa così, come pensionato, passo di data sul giro intorno tra via Morelli e via Montorsino e ho visto una cosa, noto che non c'è, perché deve andare alla terrazza superiore, devi fare per forza quella scalinata, non c'è per i nabili, non c'è per le mamme con i passeggini. Non so, penso che sia, non so se si è provveduto a questo o no, perché da vedere non sembra, ecco. Ok. Questo volevo dire. Ok. Sì, allora. Grazie. Buongiorno. Le posso rispondere. In realtà è prevista una rampa
con accesso dalla parte che si trova tra la costruzione del parcheggio e la costruzione dell'asilo, quella parte lì che è la parte più interna rispetto ai lavori che si vedono, prevede una doppia rampa che consentirà l'accesso alla parte superiore. E poi c'è anche un accesso dalla parte invece di via dei Moreri. Tra le due rampe verrà costruita questa parete di arrampicata che non sarà particolarmente ampia, però insomma quando si parla di appunto parete di arrampicata è proprio prevista tra le due rampe. Quello che rimane un po' in sospeso, di cui non si è ancora chiarita la destinazione, è quello spazio nella struttura del parcheggio e ancora non c'è una destinazione precisa. Quello che abbiamo richiesto in circoscrizione è di dare ecco, sì, no, adesso vediamo un po' di immagini, ecco qua. Le immagini. Non è ancora chiaro cosa si farà. Queste sono di un mesetto fa, quindi adesso lo stato di avanzamento è maggiore. Non è chiaro cosa si farà di quella struttura e noi abbiamo richiesto che non sia l'ennesimo bar del rione, perché ce ne sono tanti, ma noi speriamo in uno spazio aggregativo e culturale ecco, questa è esattamente la parete attrezzata nella rampa. Quindi noi speriamo in uno spazio aggregativo che possa dare una possibilità di incontro alle persone di quel rione e non l'ennesimo bar di cui insomma è già piena quella zona. La richiesta, ecco, questo è, no? Sì, esattamente. Adesso lo punto con la freccia. Queste vetrate qua che vedete, adesso sto cercando di muovere il cursore per farlo vedere a tutti, è una sorta di locale che si è ricavato nella struttura dell'autorimessa e che è ancora, il cui destino è ancora incerto. Dalle ipotesi della giunta comunale c'è quella di creare un punto di ristoro, un bar, una caffetteria, eccetera. Sì, ma quello non è sufficiente, cioè è un duplicato che andrebbe a fare concorrenza a spazi che esistono già, invece manca uno spazio di aggregazione, che sia una biblioteca o qualcosa che insomma qualche gestore possa immaginarsi per dare un punto di aggregazione alla società e a Rione. Alla cittadinanza. Bene, parliamo anche di casa, nel senso che so Vatta che si sta orientando verso alcune proposte proprio per quanto riguarda l'agevolazione all'abitare. Sì, ma diciamo che la casa vede uno scenario piuttosto complesso, con un'evoluzione molto rapida dei prezzi che ha fatto sì che per molte persone la casa nel mercato libero sia inaccessibile e questo è una parte dello scenario attuale. Dall'altra parte abbiamo un ampio stock un ampio numero di case di edilizia residenziale pubblica, quindi l'ATER, che ha un grosso problema dovuto alle tante case sfitte che non sono in condizione di essere messe a disposizione delle lunghe liste d'attesa. Sembra che circa il 20% dello stock totale di case dell'ATER non siano al momento utilizzabili, siano sfitte. Tra queste due realtà, quella del mercato libero e dell'edilizia residenziale pubblica, c'è un'area grigia di chi effettivamente non ha i requisiti per entrare nelle case ATER, ma non può nemmeno permettersi le situazioni del mercato libero. E questo è un freno molto grosso anche per chi vuole venire a abitare a Trieste o vuole mettere su famiglia qui o vuole mettersi, insomma, andare a vivere in maniera indipendente. Allora l'idea che si sta pensando è quello di una collaborazione tra il pubblico e il privato per poter mettere insieme l'esigenza di trovare delle case, soprattutto in affitto, a prezzi diciamo calmierati e uno stock anche di case private che sono ferme, che spesso hanno bisogno di una ristrutturazione, di una sistemazione anche importante
e che sono ferme lì e non sono disponibili al mercato. Allora sarebbe da pensare, insomma, sull'esempio di tante altre realtà, come ci sono delle fondazioni, ma la fondazione la dico come esempio, non è detto che sia questo lo strumento. A Bologna c'è un esempio a Milano, ci sono dei fondi, per esempio penso al fondo Schuster, in cui praticamente il pubblico va a definire delle linee guida e si affida anche al privato per gestire delle case, per andare a offrire dei prezzi che non siano quelli del mercato libero, ma per anche ristrutturare delle case e dare ai proprietari di casa quella garanzia di pagamento che è spesso uno dei freni principali nei confronti del singolo che deve diciamo, affrontare il rischio di chi non paga l'affitto. E qui si innesta anche il problema a livello nazionale dell'annullamento o quasi del fondo di morosità involontaria che abbiamo visto, insomma, questo governo Meloni ha ridotto in maniera significativa questo fondo e quindi ci sono tante situazioni di criticità causate anche da decisioni governative. Leggo un'altra mail che dice non sono scelte ideologiche, sono scelte fatte puramente per un riscontro economico. Quando qualcosa o qualcuno pesta i piedi a qualche grande si usa la politica per eliminare la concorrenza. Viviamo in un paese corrotto, in un'Europa corrotta, descrive Alessandro. Penso sia riferimento fosse sempre alla cannabis, insomma, benché poi l'Europa si muova in maniera diversa su questo argomento. Sì, infatti tornando a quel tema lì, Olanda, Danimarca sono già hanno un diverso approccio. Sì, ma al di là del tema dell'uso della cannabis light per, diciamo, svago, visto che è un mercato europeo che da un lato ha necessità di utilizzare l'infiorescenza e dall'altro invece per un'altra filiera bisogna utilizzare i semi, e questo è regolamentato dall'Europa, ci troveremo che gli operatori italiani si troveranno in una situazione di grande svantaggio perché le regole europee non si possono annullare e quindi avranno necessità di stare sul mercato senza avere una filiera, quindi una produzione locale che rende la situazione vantaggiosa economicamente. Chiaro. Tornando sulle politiche abitative, c'è un patrimonio ATER molto ampio, no? Come alloggi, non so se sono 90.000, vado a memoria di un numero, non so se era l'ATER regionale. No, penso che 90.000 possa essere l'ATER regionale, credo che si tratti di... Adesso lo vado a cercare magari per essere più preciso. A me viene in mente 12.000 alloggi come numero su Trieste, può essere che mi sbagli, perché lo controlliamo comunque. Di questi numeri so che circa il 20% sono sfitti, che significa circa 2.500 alloggi. Ci sono poi proposte che ho visto nel tempo anche da parte di associazioni o gli stessi inquilini che, vedendo che certi alloggi non sono presi in carico, anche perché l'ATER, va spezzata una lancia, ha un nucleo di persone che lavorano a fronte di un patrimonio molto vasto, quindi riuscire a fare tutto e subito è pressoché impossibile. Però se non ricordo male, Vatta, c'erano un gruppo, associazioni, cittadini stessi, che avevano proposto di poter contribuire loro alla sistemazione di alcuni alloggi in compenso di un calmieramento dell'affitto, oppure magari di una vendita dello stesso allo storno di quanto speso per sistemare l'alloggio. Sono proposte valide secondo me? Io penso che siano proposte assolutamente valide. Quello che immaginavo io non era solo un percorso come dire, di ristrutturazione, non solo, come dire, di lavori, ma era la necessità di creare anche una collaborazione tra persone, quindi un percorso sociale che potesse quindi dare dei frutti su molti piani, sia sul piano quindi dell'esigenza economica, ma anche su quella di aggregare persone su un tema che insomma è veramente la base, cioè la casa dovrebbe essere un diritto. Se uno non riesce a avere questa base della casa, poi ha difficoltà su
molti altri piani. Quindi pensare di avere delle realtà in cui varie persone si associano per ristrutturare delle case, per creare comunità, io la vedo con estremo favore. Allora, il bilancio sociale 2020, l'Ater disponeva 13.257 alloggi destinata alla locazione e l'86% di proprietà Ater. Di questi 10.159 assegnati in regime di edilizia sovvenzionata, ospitando circa 18.942 inquilini. Ecco, correggiamo subito il dato, 90.000 era effettivamente esagerato. No, potrebbe essere il dato regionale, effettivamente. Forse anche troppo, però vabbè, insomma, dopo cercheremo anche quel dato. Io ho letto recentemente con molto interesse la possibilità o la volontà del COSELAG di andare a offrire o a costruire delle case per i lavoratori. Ecco, sì. Io immagino che in un percorso di collaborazione tra pubblico e privato anche il COSELAG possa dare il proprio contributo, ma quello che immagino io, il ruolo del pubblico deve essere quello di indirizzare, insomma, le politiche abitative e dare un supporto di base e una garanzia, diciamo, finanziaria per poi fare leva sui fondi privati che possono andare a lavorare in questo ambito e a contribuire alla creazione di una base economica per fare sia ristrutturazioni sia per garantire il pagamento degli affitti di chi eventualmente vorrà dare il proprio alloggio a disposizione di questa struttura. Ater regionale circa 30.132 unità abitative, togliamo quel 90, non so da dove derivi, la mia mente contorta. Pari al 6% delle abitazioni occupate in regione, sono circa 26.260 nuclei familiari per un totale di oltre 52.800 persone. Le domande in attesa sono oltre 7.000, cioè oltre 7.000 famiglie sono attualmente in lista d'attesa per un alloggio a canone agevolato. Poi l'Ater di Trieste gestisce, abbiamo detto, circa 13.000 alloggi con un tasso di sfitto del 19,95%, quindi quasi il 20%. Esatto, come dicevamo, quindi 12.000-13.000 case per un 20% di sfitto, 2.500, arriviamo a 2.500 appartamenti, che se si pensa alla, diciamo, polemica rispetto agli affitti brevi, quante case abbiamo diciamo, sottratto al mercato per gli affitti brevi? Cioè, se consideriamo il numero di sfitto solo dell'Ater, effettivamente gli affitti brevi hanno un impatto minore. Se poi consideriamo l'intero stock di case non occupate, che sono sfitte, credo che parliamo di, allora ho letto vari numeri, da 5.000 a 25.000, probabilmente siamo una via di mezzo, però sono numeri che possono cambiare completamente il mercato immobiliare triestino. Se c'è però un freno perché ci sono dei privati che hanno paura di mettersi in casa qualcuno che non vuole o che non può pagare, se ci sono freni di altro tipo perché magari non si hanno i fondi per fare una ristrutturazione, allora la regia del pubblico deve avere questa visione di mettere insieme queste esigenze e andare a, come dire, servire o a dare questo diritto della casa che poi va a sbloccare altre situazioni, perché se noi pensiamo di attrarre con questi nuovi investimenti su delle generali o di anche la Roncadin, che per fortuna sta arrivando e sta sbloccando, ecco, se vogliamo attirare persone qua su Trieste per anche contrastare quella emergenza demografica che abbiamo, dobbiamo poter offrire un mercato, come dire, che anche le nuove generazioni si possono permettere, altrimenti creiamo una barriera all'ingresso che farà sì che le persone vadano in altre città. Certo, certo. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste 8:35, siamo sempre in compagnia di Daniele Vatta del Partito Democratico in terza circoscrizione. Che area tira in terza circoscrizione?
Ma diciamo che la collaborazione tra maggioranza e opposizione è molto buona, l'area è molto distesa, a dire la verità. La situazione forse più critica però che abbiamo al momento è con il Comune dal punto di vista della gestione delle segretarie in generale dell'importanza che viene data alla circoscrizione. Allora in questo momento non abbiamo più una segretaria dedicata alla terza circoscrizione e quindi abbiamo una segretaria condivisa che varia di volta in volta e abbiamo visto che è saltata la seduta della seconda circoscrizione perché quella che era la nostra segretaria era momentaneamente in malattia e non era disponibile. Insomma, questa è una criticità creata dal Comune perché evidentemente non si è pianificato in tempo di avere abbastanza personale per questa attività e quindi l'operatività della circoscrizione, immaginate con una segretaria che cambia di volta in volta, che deve ripartire a cercare tutte le informazioni di volta in volta, è chiaro che è tutto molto più difficile, tutto molto più complesso. E per il resto, insomma, la circoscrizione si occupa continua a occuparsi delle piccole cose, insomma, l'ultima mia richiesta sono delle strisce pedonali in Via del Prato, che sono utili, però capite che non è una dimensione molto ampia. E per il resto le cose ci arrivano dai giornali, dalle TV, le informazioni, purtroppo le informazioni dal Comune sono sporadiche e sono molto... arrivano sempre in ritardo. Un tema su cui mi sono battuto molto e che finalmente sembra avere uno sblocco è quello della Via Giulia, del tratto da Piazza Volontari Giuliani verso l'Alto, verso il centro commerciale. Sì. Sembra che finalmente l'assessore Babuder si sia preso in carico questo progetto che era fermo da una decina d'anni ormai perché era stato presentato ancora durante la consigliatura di Cosolini. C'erano dei fondi che sono stati bloccati, ma insomma tutti avete visto l'inflazione che c'è stata e quanto questi fondi possono essersi svalutati in questi anni, quindi sono stati aggiunti dei fondi per avere finalmente la sistemazione come nel tratto basso anche nella parte alta. Quello su cui mi sono più battuto è la questione della sicurezza, perché ci sono stati tantissimi incidenti su quella via, soprattutto per le cosiddette svolte a sinistra di chi, mettendosi dalle strade laterali, svoltava attraversando entrambe le corsie, soprattutto da via dello Scoglio all'altezza della chiesa, sì, certo. Svoltando a sinistra, svolta che era vietata, ma che in tantissimi, insomma, sapete che lo fanno. Allora, quella lì ha causato molti incidenti, c'è stato anche c'è una persona che insomma, è in condizioni critiche ancora, penso per un incidente sulle strisce pedonali. Allora, io su questo mi sono battuto perché poi c'era il dibattito legato alla ciclabile che per una visione anche lì ideologica ha bloccato tutti i lavori. Onestamente penso che la priorità di dare la sicurezza alle persone, ai pedoni, ma anche a chi usa lo scooter o l'auto, debba essere una priorità per tutti. E poi c'è la rotonda poco dove c'è Piazza Volontari Giuliani, esatto, che dovrebbe avere in qualche modo agevolato chi dal Via dello Scoglio vuole andare a sinistra, vuole andare verso San Giovanni. Prima doveva arrivare a ridosso del giardino pubblico, girare, tornare indietro, adesso deve fare pochi metri. Sì, quindi, sì. Ma allora, mi rendo conto di tutto, per amore del cielo. Esatto, ma la bozza del progetto, insomma, l'avevamo vista e prevedeva già quella separazione fisica che impedisce la svolta. Quindi un cordolo. Esatto, un cordolo, ma anche come è stato realizzato nella parte da Piazza Volontari Giuliani verso la parte più bassa, verso il giardino pubblico. Sì, che c'è uno spartitraffico. Esatto, c'è uno spartitraffico. Ecco, fare una cosa del genere anche nella parte alta impedirebbe fisicamente quella svolta e avrebbe già potuto salvare non vite, ma insomma tante ossa rotte, tanti traumi. E quindi quello lì è un intervento
assolutamente doveroso. E poi accanto a questo verrà anche realizzata una pista ciclabile che darà la possibilità a chi ne abbia voglia di poter percorrere in sicurezza uno degli assi viari principali della città. Eccolo qua. Allora, questo è il punto di Via dello Scoglio. Esatto, questo è il punto più critico. Lo vediamo magari dalla stessa Via dello Scoglio. Esatto, subito a destra penso ci sia il cartello che indica la svolta obbligatoria a destra. Ecco qua. Sì, si vede che l'unica direzione è seguire verso diciamo, giardino pubblico. Nel momento in cui viene messo... lo dice anche il segnale a terra. Esatto, no, la segnaletica è chiarissima, poi è chiaro che le persone non rispettano questa segnaletica, quindi c'è una responsabilità del singolo, ma il pubblico deve anche creare le condizioni affinché ci sia una sicurezza reale e non solo sulla carta. Quindi questo è uno dei temi su cui mi sono battuto e sono felice che finalmente ci sarà una sistemazione di questa via. Da quanto ho capito non ci sarà perdita di posti macchina e in più verrà realizzata una pista ciclabile che io la vedo in maniera positiva perché consente a chi vuole utilizzare la bicicletta di muoversi in sicurezza e penso sempre che chi decide di utilizzare la bicicletta lo fa al posto di utilizzare un'auto e quindi penso che anche chi utilizza l'auto abbia più posti e anche meno traffico. Io ho sempre visto in maniera favorevole la creazione di piste ciclabili. Ecco, questo invece è lo spartitraffico di cui faceva riferimento prima, che sono le nuove aiuole con le ringhiere, le barriere e che sono uno strumento che se applicato nella zona vista poco fa, anche se più stretta va detto, quella, mi pare che qui sia un po' più larga la carreggiata, ma forse di poco. Sì, non ne sarei sicuro perché poi andando a modificare l'assetto di tutta la carreggiata, la percezione cambia. Tanto che inizialmente c'era stata anche una proposta di avere una corsia centrale dedicata ai mezzi pubblici. Poi questa è stata cambiata, ma insomma spazio ce n'è in abbondanza e quindi anche ci sarà la possibilità di garantire i posteggi, ci sarà la possibilità di avere una pista ciclabile. Quello che sparirà, ed è giusto che sparisca, sono i posteggi abusivi in doppia fila. È chiaro che ci sono state anche delle proteste da parte degli esercenti locali perché anche se non è consentito però garantiva la fermata breve per magari andare nel locale lì vicino, però insomma regolarizzare il traffico è una cosa importante. Insomma. Ecco, parcheggi che poi se ampliamo un po' il raggio d'azione sono un punto critico nel centro cittadino in questo periodo storico post-Covid con un'esplosione del turismo. Si attende la progettualità che andrà a costruire un parcheggio vicino nell'area diciamo del Molo Quarto, un ampliamento, così è stato annunciato, e poi il progetto del sindaco di valorizzare quello che oggi è il mercato ortofrutticolo che lavora, ma lavora diciamo sottodimensionato. Allora, io sul problema parcheggi nel centro cittadino ho un'idea simile a quella che si sta facendo a Roma con le dovute proporzioni ovviamente, cioè quello, ma è presente anche a Trieste nel PUMS, quindi quella di creare sia parcheggi in struttura, in parte vicino al centro, ma poi favorire i parcheggi di interscambio al di fuori del centro cittadino, quindi avere delle zone in cui chi non ha la stretta necessità di andare fino al centro città con il mezzo privato può parcheggiarlo in autonomia e poi può prendere i mezzi pubblici nei punti di interscambio, quindi c'è la necessità di riorganizzare completamente la struttura dei parcheggi all'intorno della città e poi andare a creare
una struttura di trasporto pubblico locale che vada a favorire questo interscambio tra mezzo pubblico e mezzo privato. Una mail dice: buongiorno, in via Giulia, nel tratto da Largo Giardino a piazza Volontario Giuliani la situazione traffico è veramente caotica, lo spazio tra esole pedonali a centrostrada è stato trasformato in un parcheggio irregolare che è tutto italiano, per non parlare degli stalli autobus perennemente occupati dalle auto. Questo purtroppo non solo in via Giulia ma anche in altre parti. Sì, ma allora sappiamo che c'è anche una questione di scarso rispetto delle regole della strada, insomma. Da un lato c'è la responsabilità del singolo, dall'altro c'è anche la necessità di fare una serie di controlli un po' più accurati, energici, diciamo, perché le situazioni sono conosciute e poi c'è una questione di volontà di andare ad aggredire certe situazioni. Cioè, io ho visto per esempio con favore quella nuova isola a spartitraffico, anzi quell'attraversamento pedonale protetto creato in via Fabio Severo, nella zona dove c'è un autolavaggio, zona in cui c'erano sempre auto parcheggiate in seconda fila che creavano anche grosse difficoltà, perché è una delle strade principali di accesso al centro cittadino, con tanti mezzi pesanti, autobus, tir che passavano di là, insomma doversi incrociare era anche pericoloso. Adesso è stata creata un'isola, un attraversamento pedonale protetto che va anche a regolarizzare la situazione parcheggi. Sì. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Dottor Gulotta, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. Mi state sentendo? Sì. Vi ruberò solo 1 o 2 minuti. Allora, parlando di rispetto delle regole, non riesco a capire, perché me le sono guardate anche ieri, quei 2 emendamenti, parlo del Porto Franco no, detto Porto Vecchio, dove il primo emendamento che era stato fatto dall'ex senatore Russo, di 190 nella legge di bilancio 2014, parla della sdemanializzazione, che va nella disposizione del comune, tutto il bene, e va messo in vendita e il ricavato va trasferito all'autorità portuale, quindi non devono essere spesi soldi, a parte che là vanno messe le concessioni, è un punto franco internazionale e là va sviluppato come porto economico. Secondo, hanno dovuto riprendere quell'emendamento nel 2017 con il 205 che dice sempre in base all'allegato ottavo del trattato di pace del 1947 e avanti dicendo. Allora io mi dico, nessuno si interessa a questo, nessuno vuole sapere se i soldi o quello che viene fatto in Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, è giusto o è sbagliato, è nella legge o è contro legge. Io non lo so, mi sembra addirittura di vivere in un film di fantascienza. Basta tirar fuori quei 2 emendamenti del 2014 e 2017 e leggere cosa sta scritto. Grazie, spero di una risposta. Buona giornata. Grazie. Vatta, prego. Ma allora, da quanto ho seguito io, quella vicenda del Porto Vecchio sì, prevede la vendita e quindi il ricavato che va dall'autorità di sistema portuale. Poi c'è stato un accordo tra l'autorità di sistema portuale e il comune per, ecco, il motivo preciso non me lo ricordo, ma credo sia per una questione di infrastrutturazione dell'area e quindi parte del ricavato della vendita è stato affidato, credo nella quota del 20%, al comune per la possibilità di andare a fare sia l'infrastrutturazione che la parte di manutenzione dell'area. Non so se questo risponde, forse il tema era leggermente diverso, ma insomma questo è quello che
ricordo io. Via Mail chiedono più vigili a piedi in via Giulia, che non solo che girino in auto, ecco, ma che si fermino a guardare cosa succede. Ecco, un po' sì, a riprova di cosa dice. Su questo mi raggancio alla nostra proposta come Partito Democratico del poliziotto del quartiere. Insomma, quella è una proposta che abbiamo visto anche molto apprezzata, sì, condivisa insomma, nel sondaggio del Piccolo. Noi siamo arrivati, insomma, dopo un confronto interno a questa posizione che è presa a maggioranza, e noi pensiamo che questo sia lo strumento giusto per dare prima un senso di sicurezza e poi effettivamente la possibilità di un controllo e di una, come dire, freno a quelle situazioni che sono di emergenza sociale, che magari non si rispecchiano nei numeri, perché abbiamo visto che i numeri dei reati sono tendenzialmente in calo, a parte quelli sui furti, se non sbaglio. Sì, sulle rapine. Sulle rapine. Ecco, abbiamo da un lato dei numeri che ci danno evidenza di un miglioramento della situazione, dall'altro c'è un allarme sociale per certe situazioni che si stanno creando in alcune zone, ma sono molte le zone. Anche a Roiano abbiamo, insomma, discusso più volte di queste baby gang. Insomma, andare a proporre, ma quindi anche a finanziare nuove risorse per queste presenze fisse nei vari rioni, noi pensiamo che sia il modo principale per dare risposta all'esigenza di sicurezza che hanno i cittadini, senza scaricare sui cittadini stessi il controllo delle città. Insomma, non possiamo pensare che il pubblico, che lo Stato vada a scaricare sui cittadini tante situazioni, dalla sicurezza o per esempio un'altra situazione è quella della sanità, in cui si dice fate la richiesta per troppi controlli a causa delle lunghe code, delle liste d'attesa. Insomma, sono risposte che non si possono sentire da uno Stato centrale. Noi chiediamo invece che ci sia l'istituzione di questo poliziotto di quartiere che dia esattamente il tipo di risposta che chiedeva il cittadino via email. È passata anche in terza circoscrizione la discussione dunque sul controllo di vicinato? Perché so che era partita da un'altra zona. No, in quarta circoscrizione c'è stata questa mozione, da noi non è passata, non è stata ancora trattata, ma penso che il partito provinciale abbia preso una posizione abbastanza chiara. Noi abbiamo discusso anche di questa possibilità del controllo di vicinato, ma pensiamo che la priorità sia quella di dare una risposta da parte dello Stato con risorse aggiuntive per questi poliziotti di quartiere e insomma c'erano sensibilità diverse che pensavano che fosse necessario anche la presenza del controllo di vicinato, ma insomma erano sensibilità che comunque erano minoritarie e quindi abbiamo fatto una bella discussione interna e abbiamo preso una posizione univoca. Cosa ne pensa invece dei nuovi cassonetti intelligenti? So che spazio da un argomento a un altro, però... Sono apertissimo. Allora, diventerà comunque una normalità a partire dal prossimo anno, quindi parlarne aiuta anche a entrare nell'ottica. Allora, io pur essendo della terza circoscrizione, rappresentante della terza circoscrizione, vivo nel comune di San Dorligo della Valle d'Orina. Ecco, quindi la prendo un po' alla larga, ma per dire che lì abbiamo un sistema di gestione dei rifiuti porta a porta, è un sistema di gestione che garantisce una differenziata molto più elevata, un livello di differenziata che invece a Trieste è molto basso sia a livello locale ma anche a livello nazionale. È assolutamente necessario trovare delle modalità diverse di gestione dei rifiuti. Vista la realtà del Carso, che non è troppo differente dal comune di San Dorligo della Valle, io vedo con favore una modalità
diversa rispetto a quella attuale. Posso capire anche le difficoltà per alcune persone di gestire la tecnologia, ma personalmente sono molto a favore di questi cassonetti intelligenti o comunque di modalità diverse di gestire i rifiuti per aumentare la differenziata. Magari, ecco, io non ho seguito in dettaglio la vicenda, quello che potrebbe essere utile per la cittadinanza è avere un confronto con chi gestisce a Trieste, quindi magari degli incontri per spiegare in maniera tale anche da, come dire, favorire il dialogo e scongiurare certi tipi di atteggiamenti vandalici che invece sono... Sì, che abbiamo visto già. Resto nella sua circoscrizione parlando di Barcole invece. Ha seguito l'idea, perché di idea si tratta, non avanziamo che sarà per forza così, che si farà, quando, come... L'idea progettuale della nuova viabilità barcolana? Ma mi scappa un sorriso perché Barcole e Grignano sono i regni del rendering, no, al momento, perché abbiamo tantissime idee progettuali che vediamo affiorano, poi scompaiono. Io ho seguito quello che è stato pubblicato sui media. Io sono a favore dell'allargamento. Vedo anche a favore quelle proposte progettuali di spiaggette che vadano anche a diminuire il rischio di danni con le mareggiate, poi sulla viabilità, quindi la parte del comune, quindi non la parte a monte, diciamo, ecco, su quello penso che abbiamo idee abbastanza diverse rispetto alla maggioranza. Mi rilaccio anche il discorso Vovia che insomma, tocca la nostra circoscrizione. Io penso che abbiamo bisogno di una viabilità completamente diversa, non abbiamo bisogno di un trasporto pubblico locale o di un trasporto come l'Ovovia, ma di un trasporto rapido che possa viaggiare il più possibile su una sede dedicata. Quindi invece di avere 2 corsie per senso di marcia dedicate alle auto, avremo bisogno di una corsia dedicata al trasporto, almeno una corsia dedicata al trasporto pubblico locale. Ci sono dei bei esempi, se non sbaglio, a Rimini, nel lungomare, in cui non è un tram, ma è un trasporto rapido ad alta capacità che in sede dedicata ha la possibilità di viaggiare in maniera molto più rapida rispetto al bus che è intasato dal traffico e risponde anche a esigenze, insomma, diverse rispetto a quello del trasporto privato. E mi ha fatto piacere sentire anche il presidente di Trieste Trasporti avere un'idea simile, richiesta di se c'è la possibilità di fare un'estensione dei tram. Lui ci ha detto che esiste piuttosto la necessità di avere trasporti su corsia dedicata. Ecco, io condivido questa idea. Il tram è un investimento con una cifra, un esborso iniziale molto pesante. Questi mezzi qui che viaggiano in parte con trazione elettrica, in parte a batteria, cioè in parte possono viaggiare su cavo, in parte a batteria, sono mezzi tecnologici che adesso sono possibili e che risponderebbero a entrambe le esigenze, quelle di avere un trasporto pubblico ad ampia capacità e anche ad alta velocità, perché su una corsia dedicata, insomma, sappiamo che la velocità media in città è molto bassa, credo intorno ai 30 km/h, quindi se si riesce a viaggiare in quei tratti su una corsia dedicata si riesce a viaggiare molto più rapidamente, essere anche molto competitivi rispetto alla Vovia. Ultima mia domanda che le faccio, perché poi siamo alle 9. Lei ha menzionato la cabinovia, il ministro Salvini pochi giorni fa ha detto conto di essere il primo a salirci, diciamo dichiarazione
politicamente ottimistica, diciamo così, rispetto all'iter che sappiamo essere comunque contraddistinto da alcuni ricorsi che possono influire sulla diciamo, progettualità intera. Ci sono tanti doppi, ci sono tante risposte ancora non chiarite sull'Eurovia. Io ho sentito le dichiarazioni di Salvini, io non sarei così ottimista sulla realizzazione dell'Eurovia, perché tutte le risposte che non sono ancora state date non si sa ancora come possono essere risolte. Invece mi sarei aspettato un chiarimento su quello che è stato il progetto che è saltato più grosso in queste ultime settimane, che è quello della stazione di Servola, stazione ferroviaria di Servola. Su quello il ministro ha pensato di non dire niente, e invece quello lì è un progetto da 180 milioni, quindi 3 volte l'Eurovia, non è stato detto niente. Io penso che sia molto più importante per il futuro della città quel tipo di investimento, e penso che il ministro poteva spendersi su qualcosa che lo tocca direttamente. Grazie a Daniele Vatta del Partito Democratico con noi questa mattina, una buona giornata e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo qui per andare in pubblicità, tra poco in compagnia di Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Bene, ben ritrovati, 9:05 minuti di venerdì 11 aprile, in studio in compagnia di Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo parlato prima con il consigliere Vatta del Partito Democratico di sicurezza, con le varie proposte. Mi pare che sia abbastanza unanime il coro di chi chiede il ritorno del vigile di quartiere, Bernobic. Anche l'opposizione non disdegna del ritorno di questa figura. L'opposizione forse sì, è più sul tema. Il tema sicurezza sicuramente è un tema principale adesso. Fa un po' specie che ultimamente sia l'opposizione a chiedere, a far incentrare anche i consigli comunali su questo tema. Ci fa sicuramente piacere che vengano un po' anche sulle nostre, anche se dopo un po' le motivazioni, anche le soluzioni sono sicuramente diverse tra maggioranza e opposizione. Allora, il vigile di quartiere, dal mio punto di vista, è una figura interessante, importante, soprattutto anche una volta dove non c'erano magari anche comunicazioni più rapide, nel senso non c'era magari il telefonino, non c'era altro, quindi la presenza fisica. Perché io ho cercato anche di fare un ragionamento con qualcuno, nel senso prendendo ad esempio Borgo San Sergio. Bene, ci mettiamo un vigile, 1, 2, non lo so, che camminano per Borgo San Sergio. Io credo che per il 95% del tempo magari non riscontrerebbe nulla, perché, non lo so, anche questo è il vigile. Che orari? Dalle 8 di mattina alle 4? 2 turni, quindi 4 vigili che a rione? Oppure bisognerebbe, ed è quello un po' che io vedo un po' da affrontare, i temi puntuali, le problematiche puntuali delle situazioni, perché magari un vigile dalle 8 alle 4 che gira per Borgo San Sergio, ma un esempio che può essere anche per Servola, per Roiano, per San Giovanni, magari, non so, non dico che sarebbe quasi sprecato, ma le problematiche che magari i vari rioni riscontrano vanno analizzati e affrontati secondo me in maniera puntuale. Ci sono dei rioni che hanno delle problematiche serali, qualcuno problematiche notturne, qualcuno hanno delle problematiche magari in determinate vie e quindi lì bisogna intervenire. Quindi un po' questo vigile di quartiere, così da come ho capito, che dovrebbe girare, parlare un po' con tutti, potrebbe però togliere un po' di risorse a quello che è la necessità della nostra città, che individua in certi punti e in certi orari. Questo è forse il problema, no? Perché tanti mi dicono sì, ci vorrebbe un controllo costante, sì, ma dalle 8 a mezzanotte. Ecco, vedi, c'è già una cosa, un'individuazione puntuale, e quindi il fatto di mandarlo dalle 8 a mezzogiorno potrebbe forse risultare, no,
utile la presenza, però magari non necessario, non risolutivo, perché non c'è un problema in quel momento. Ok, quindi andrebbe diciamo cucito su misura anche andrebbe un po' affrontato, ma come viene fatto? Perché c'è anche ad esempio in periferia c'è una pattuglia che con un mezzo, soprattutto nella 7ª circoscrizione, è presente, si ferma spesso, è un punto anche di incontro e di segnalazioni, quindi ricevono delle segnalazioni da parte dei cittadini. Questo avviene già in questo momento, ad esempio. Quindi una buona prassi. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Gugliotta e buongiorno al capogruppo del Consiglio Comunale della Lega. Quasi Gianni che parla. Buongiorno Gianni, prego. Volevo solo dire una roba dell'asilo di Royan. Noi abbiamo una grande tradizione che è il primo asilo in Italia comunale, è del 1855, sempre se non sbaglio, qualche anno più, qualche anno meno, ma credo che sia questo. Adesso quel che mi non arrivo a capire, perché se vuoi dividere, far metà privato e metà comunale, mi sembra che sia una roba sbagliata. Secondo me, se è ancora in tempo di farlo tutto comunale, capisco che sarà più spesa, ma noi abbiamo una tradizione di portare avanti, una cultura di portare avanti. Allora vi dico, se fa qualche sforzo e se tiene la nostra cultura, perché sennò pian piano qua disfa tutto. Capisco l'economia, capisco che c'è un pochettino di crisi, ma insomma se spendi tanto per tanta gente, per tanta roba, se non sbaglio, sono sicuro che anche la signora Brandi c'è di questa idea, che mica avevo parlato con ella tanti anni fa proprio per l'asilo delle 3 casette o 4 che andava i miei nipoti a Borgo San Sergio. E lei era tanto bello, era un bel asilo, era 3 o 4 casette, non mi ricordo, e era tutto comunale, ma se mette comunale, fai un sforzo, tieni la tradizione, tieni la cultura, e anche che c'è quel poco di discriminazione fra chi che lavora in privato e chi che lavora in comune. Mi sono poche volte critico, ma quando mi tocca la tradizione di Trieste devo per forza esserlo. Mi ringrazio. Grazie. Delle monade. Grazie, no, tranquillo. No, le 3 casette è un asilo ancora molto bello, ancora funzionale, come tutti gli asili di Trieste rimangono comunali, cioè non c'è nessuna modifica, non c'è nessuna variazione di quel tipo. Quello che si è parlato è del nuovo asilo che si vuole andare ad aprire, che non sarà metà comunale, metà no, verrà gestito tutto in un unico modo, metà dei posti verrebbero presi dall'elenco dell'elenco del comune e metà invece sarebbero a disposizione di chi gestisce la struttura. La problematica principale, ma penso è stata più volte detta, allora il comune di Trieste, come tutti i comuni, ha un bilancio diviso in 2 parti, no? La spesa corrente e la spesa di investimento. Se nelle spese di investimento è più facile ottenere finanziamenti come il PNRR, la regione, quindi costruire l'asilo è più facile. La gestione di un asilo, ma come la gestione di un campo di calcio, come la gestione di una qualsiasi struttura, comporta una spesa per il comune che è quella della manutenzione, delle utenze, del personale, che chiaramente è più gravosa, perché la spesa corrente è quella che è data principalmente dalle tasse che noi paghiamo. Quindi il fatto di aprire e dover assumere personale, e questo un po' mi viene rappresentato, non è una mia, come dire, una mia verità, mi viene rappresentato che chiaramente un'apertura di una qualsiasi nuova situazione comporta queste spese e aggravia queste spese correnti del comune di Trieste, che chiaramente deve
poter scegliere anche il tipo di assunzione, perché molto spesso dalla parte dell'opposizione ci viene detto non partono i cantieri, i lavori non si fanno. In effetti abbiamo un po' di carenza di tecnici in comune, tecnici, ingegneri, geometri, e quindi da questo punto di vista adesso si stanno valutando l'intenzione di procedere a gara per l'assunzione, cioè dei concorsi, no a gara, dei concorsi per poter assumere, perché siamo chiaramente in difficoltà su certi ambiti. Le assunzioni non sono infinite nel comune, seguono dei parametri, quindi potendo assumere sicuramente lo si farebbe. Il fatto che si vuole aprire un asilo in più per dare la possibilità a 66 famiglie di poter avere un luogo dove i bambini possano, come dire, crescere, secondo me è importante. Solitamente si dice che nel privato le cose funzionano meglio, solamente in questo caso si dice che nel privato funzionerebbe peggio, che la situazione sarebbe peggiore rispetto agli altri asili. Allora, negli asili comunali tutto funzionano bene, abbiamo delle maestre veramente brave, ho sperimentato in prima persona. Però io non credo che se viene gestito da un privato questa situazione possa cambiare in maniera così radicale, che possa non essere una gestione ottimale anche per questi 66 bambini che, ricordiamo, insomma, 66 famiglie non sono poche, insomma, che si vogliono accontentare. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, riguardo il suo ospite, la presenza della pattuglia di giorno dei vigili urbani va bene, ma c'è qui a Borgo è esistente anche una stazione dei carabinieri che hanno anche loro insomma, il controllo del territorio, quindi sarebbe meglio averla sia di giorno che di notte. Per quello che si svolge di notte, quindi sarebbe meglio essere attivi in quel senso là, ecco, perché le robe succedono solamente durante la serata inoltrata. Va bene? Condivido. Grazie. No, condivido assolutamente, infatti questo era un po' il mio discorso, no? Che io credo che a Borgo San Sergio durante tutta la giornata il tutto prosegue in maniera normalmente tranquilla, insomma, e quindi magari ci sono dei momenti specifici dove, e anche dei luoghi specifici dove andare un po' a controllare e a verificare. Per questo intendo dire che magari potrebbe essere, scusatemi il termine, sprecata la presenza, che non è mai sprecata, perché la presenza sul territorio è sempre importante, però se abbiamo delle criticità andiamo un attimino ad affrontare quelle in maniera principale, quindi come ha detto il signore, magari in orario, quindi sicuramente ci sono i carabinieri con una stazione, c'è adesso la possibilità, la polizia locale che è stata armata in parte e quindi hanno la possibilità anche di rimanere più a lungo la sera e la notte, quindi un coordinamento per affrontare queste criticità che sono sicuramente puntuali, che vengono segnalate già dalla circoscrizione ma anche dai cittadini, come ha fatto il signore. Dobbiamo andare in pubblicità, qualche minuto e ritorneremo in diretta. Nuovamente in vostra compagnia con Sveglia Trieste, assieme a Stefano Bernovic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, con un'altra telefonata che ci sta aspettando. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Sì, prego. Pronto? No. È caduta. Caduta. Va bene, siamo qua fino alle 10, ancora 40 minuti. Allora, vediamo le mail allora, un attimo solo. Una domanda facile, l'ex corpo della polizia locale è stato armato per effettuare anche il servizio notturno già da 2 anni. Sono 2 anni? Nel regolamento sì, dopo nella parte concreta so che sono state armate diverse componenti della polizia locale, infatti adesso sono più presenti anche nella parte notturna, questo anche a seconda del numero dei turni e delle presenze della polizia locale. So che dovranno esserci nuove assunzioni perché
anche lì c'è un continuo comunque pensionamento e diciamo che l'obiettivo è di poter realizzare questa pattuglia notturna più magari incentrata sul discorso degli incidenti, nel senso che la polizia locale è molto più preparata della polizia di Stato e dei carabinieri per quanto riguarda il rilievo degli incidenti, ad esempio. Quindi il fatto di liberare le pattuglie della polizia e dei carabinieri su un incidente stradale che magari è notturno e così la polizia può mantenere la parte di vigilanza e di controllo della città, questo è anche una cosa importante. Solamente prima, non essendo armata, non poteva proprio svolgere per regolamento il lavoro notturno. Quindi adesso credo che insomma pian piano ci sarà tutta una modifica e dei turni, dei lavori, proprio per fare in modo di riuscire a coprire le 24 ore. La mail continuava, diceva: sono stati spostati in altri servizi del comune ben 36 elementi con elevatissima professionalità perché nei vari motivi non volevano o potevano utilizzare l'arma. Sono stati assunti nuovi elementi per poter fare questo servizio notturno, ma ancora non è partito. Si sono ridotte sia le strutture territoriali che il numero del personale assegnato, ma dove sono spariti i neoassunti? Grazie per la risposta che sicuramente sarà fumosa, dice Mauro. Sarà fumosa. A me sembra che ne vediamo abbastanza di polizia locale rispetto agli anni scorsi. Alcune agenti hanno ritenuto di non voler venire armati per motivi o personali oppure di fisicità, non lo so se non hanno avuto un'abilitazione. Come ho detto adesso, un ulteriore concorso so che quest'anno verrà realizzato per l'assunzione di ulteriore personale, perché sicuramente non si vuole rimanere sguarniti nell'ambito della polizia locale, e questo mi sembra che anche negli ultimi anni c'è stata questa integrazione di nuovi assunti, quindi presumo, questo magari chiederemo meglio all'assessore, che anche la vigilanza, il controllo notturno, il pattugliamento notturno, che principalmente servirà di supporto a quelle casistiche, come ho detto prima, che potranno essere incidenti, ma chiaramente anche al controllo della città, potrà essere di supporto alla polizia e ai carabinieri. Le leggo un'altra mail e poi andiamo a una telefonata. A Borgo San Sergio, zona Via Grandi, c'è sempre questo scempio, ora faremo vedere la foto, dove ci sono i cassonetti delle immondizie, vengono ammassati rifiuti in ogni tipo, di ogni tipo. Si potrebbe intervenire presso l'Ater, visto che tutta la zona risulta essere proprietà della stessa? Mettiamo in mostra la foto che viene allegata dalla mail, eccola qua. Sì, no, conosco questa isola ecologica questa situazione è dietro all'isola ecologica, è un'area di proprietà Ater. Più volte, adesso che attualmente ci fosse questa situazione non lo sapevo, ma più volte avevo segnalato all'Ater che sono intervenuti nella pulizia. Cosa vogliamo fare? È veramente difficile risolvere queste cose. Uno propone le telecamere, dovremmo mettere telecamere ad ogni isola ecologica. Starebbe un po' all'educazione civica di tutti noi riuscire a mantenere il posto dove noi viviamo, perché io non so se questi rifiuti vengono lasciati da uno che ci vive in zona oppure qualcuno che ci passa. È una via a fondo cieco, quindi ci viene appositamente lì per fare questa cosa. Quello che si vuole fare, ad esempio adesso a Giarizzole per la 7ª circoscrizione, è un nuovo centro di raccolta dove chiunque può andare a conferire con il codice fiscale e quindi può portare, molto spesso magari sono ditte che fanno dei lavori che magari non in regola. Purtroppo una soluzione, come dire, definitiva non ci sarà mai, ma adesso magari prendo nota e sentiremo nuovamente l'Ater per questa pulizia di Via Grandi. Telefonata, buongiorno. Buongiorno Gullotta, sono Diego. Prego. Buongiorno. Allora, intanto volevo confermare ufficialmente, ma ne avete già dato voi notizia, che l'Alabarda Triestina sventola in Piazza Unità. Sì. Poi detto questo, volevo prendere spunto, perché mi sembra sia caduta la linea con l'amico Franco da Udine Nord, e volevo prendere spunto dal fatto che ieri c'è stato
un simpatico battibecco con la collega Laura Bucarella che stava conducendo la trasmissione, ma io a Franco di Udine Nord augurerei, anzi suggerirei di conferire la cittadinanza triestina, perché lui ogni mattina si preoccupa di quello che accade nella nostra amata città, e potremo anche dargli un appartamento magari a Trieste Sud e regalargli un metal detector come cadeau di benvenuto, insomma, ecco, questa è una battuta simpatica e ironica, e così, insomma, ecco, volevo prendere spunto da questa piccola situazione, ripeto, che si è venuta a creare ieri con la collega. Okay. Io ho detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie anche a lei, grazie per averci mandato la foto stamattina che ci ha testimoniato la presenza della alabarda, della bandiera di Trieste, bandiera rossa con la alabarda bianca che sventola nuovamente sulla facciata principale del municipio. Ieri mattina siamo andati sul posto proprio in collegamento con Sveglia Trieste dove non c'era la bandiera, ho parlato anche col sindaco, non sapeva onestamente dirmi il perché, mi ha detto ricadrà in una normale sostituzione, semplicemente o si era danneggiata o si era strappata e quindi in qualche maniera serviva un attimo il tempo di prenderne un'altra e rimetterla su. Ecco, diciamo, non credo che sia un problema prioritario della città, simbolico sì. No, certo, però vabbè, la barra sì, insomma, che sventoli sul municipio è fondamentale, è una cosa importante, ma come tutte le cose, nel senso, molto spesso anche vediamo, insomma, magari ci sono i lampioni accesi e la gente, sprechiamo i soldi, magari in quel momento, quando c'è la sostituzione di alcune lampadine, si accendono tutta la cabina della zona proprio per vedere dove mancano, quindi non è uno spreco ma si sta lavorando, quindi anche lì bisogna un attimino avere pazienza, insomma si lavora proprio perché c'è una problematica, quindi lì non ci sono sprechi, qui non c'è nessuna motivazione, anzi insomma, la barda ci mancherebbe che non sventoli. Altra mail, non ho capito niente, asilo è comunale come tutti gli altri asili e dopo 2 minuti l'asilo viene gestito dai privati, che è meglio di quelli pubblici? I 66 bambini pagheranno una retta uguale per tutti? Questa è la domanda un telespettatore su Roiano. Allora, forse non mi sono spiegato, no? Allora, gli asili attualmente esistenti rimangono comunali perché anche il signore prima mi parlava delle 3 casette, preoccupazioni, quindi nulla cambia con gli asili. L'asilo nuovo, questo è il pensiero che è stato fatto, come si riesce a gestirlo. Però si parla di gestione, non di proprietà. No, la proprietà è sempre comunale, insomma adesso la proprietà è la gestione di quello di la gestione, io non ho detto che quello privato, ho detto che solitamente viene detto che la scuola privata era migliore e su questo anch'io non condivido, perché le scuole pubbliche e comunali sono veramente eccellenti e da questo punto di vista anch'io ho avuto modo di toccare con mano la cosa e quindi la gestione era stata pensata ad un privato con metà dei posti che vengono pescati dall'elenco comunale con la tariffa comunale e metà vengono gestiti in modo privato da chi vincerà la gara per la gestione dell'asilo. Questo è il pensiero che era stato fatto con la delibera, che attualmente è ferma e quindi si sta ancora vedendo come portare avanti per riuscire ad aprire questo asilo, che secondo me è importante che diamo risposta soprattutto a questi bambini e a queste famiglie che possano utilizzare una struttura in più, e questo parliamo, c'è una struttura in più mentre quelle attuali non verrebbero assolutamente toccate da nessun altro tipo di pensiero. Telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego. Allora, io sapevo da sempre che le scuole private erano più adatte per, diciamo, quelli che non avevano tanta voglia di studiare e in compenso però la famiglia aveva dei soldi, per cui li mettevano nelle scuole private per farli promuovere, insomma tirare avanti. Questo era, e la scuola pubblica era il fiore all'occhiello in tutta Italia, chi più chi meno lo sa.
Certo, se si tolgono soldi alla scuola pubblica è chiaro che la scuola pubblica poi non funziona più, non c'è carta igienica, non ci sono le mense, non c'è niente, e naturalmente la scuola privata che riceve invece fondi, come in questo caso, sarà sicuramente migliore, ovvio, no? Ecco, va bene, chiuso. Io volevo chiedere al suo ospite se mi può cortesemente dire, perché io non ho letto giornali, visto niente, se è vera la notizia che Salvini ha votato a favore del riarmamento, perché io me lo ricordo che diciamo molto animatamente diceva che lui era fuori dal coro e assolutamente non voleva che l'Europa si armasse più che riarmasse. Quindi volevo sapere da lui se ha notizie fresche. Io con Salvini non riesco a parlare chiaramente, no? E questa è la domanda che le faccio. Ecco, buongiorno, grazie. Prego Bernobic. Premesso che nemmeno io riesco a parlare direttamente con Salvini, ma io so che la Lega è contraria al riarmamento europeo con quei 800 miliardi di euro che si vorrebbero spendere, quindi che Salvini abbia votato non so dove, perché Salvini è ministro qui in Italia, quindi non so il voto dove potrebbe anche averlo dato, ma so che il pensiero ed è rimasto quello, quindi di contrarietà. Leggo dall'ANSA, anzi no, da Europa Verde. Da Europa Verde, Salvini è un fanfarone, attacca il piano di riarmo dell'Unione Europea da 800 miliardi di euro e oggi in Parlamento la sua Lega ha votato a favore della mozione della maggioranza che accoglie positivamente le decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 6 marzo 25 proprio sul piano da centinaia a centinaia di miliardi, lo affermano Bonelli e Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. Una mozione, quindi non parliamo di Salvini, parliamo della Camera o al Senato? Una mozione di maggioranza che sarebbe da capire cosa c'è scritto, perché un riassunto solitamente può deviare un po' il succo della mozione, però di solito nelle cose di maggioranza dopo ci sono degli accordi e molto spesso appunto si vota assieme. Non so cosa preveda questa mozione. Allora, se vuole glielo vedo. Piano riarmo, la Camera approva la mozione a maggioranza, opposizione all'attacco, riarmo non c'è. La Camera ha approvato la mozione, siamo sulla ADN Cronos, giusto per citare la fonte. La Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul piano di riarmo europeo con 114 sì, l'Aula ha bocciato tutte le altre mozioni presentate dall'opposizione. Alla Camera le opposizioni sono andate all'attacco, sotto accusa la maggioranza per la mozione presentata sul riarm, in cui la parola riarm non è mai citata, una mancanza che poi l'opposizione è dettata dalle divisioni del centrodestra sul tema, esplicitate negli interventi in aula, e quindi ha chiesto che la mozione della maggioranza venisse dichiarata inammissibile e la sospensione dei lavori per far valutare la questione alla capigruppo, richiesta respinta per 37 voti. Questo è un po' la cornice. Adesso non so cosa dice appunto la mozione, perché non si cita riarm, ma io penso che invece l'opposizione era favorevole al riarm, cioè il Partito Democratico mi sembra che sia favorevole a questo riarmo, quindi non so perché sono contrari a una mozione se diceva era favorevole al riarmo, quindi non credo che questa mozione dicesse effettivamente quello. Ok, pubblicità, che siamo già un po' in ritardo, ci rivedremo tra pochissimo. Ancora 20 minuti abbondanti di trasmissione in compagnia del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Bernobic. Ascoltiamo un'altra telefonata. Buongiorno. È caduta la linea. Allora una mail. Buongiorno, mi chiamo Elisabetta e chiamo a proposito degli asili a Trieste. A parte l'asilo nido fermo da 2 anni a Roiano, ma voi sapete che ce n'è uno fermo e finito da 2 anni anche a San Giovanni? È un polo dell'infanzia 06 in costruzione sempre a Giovanni, a fianco della scalinata Nuvola Olga. Mi chiedo se non hanno personale per Roiano, perché continuare a costruire, chiede Elisabetta. Uno è quello al posto dell'ex caserma, no? Che però è in fase di costruzione. Penso sia quello, perché non credo che ci sia un altro già pronto e fermo. Credo che sia quello che è in costruzione, chiaramente anche quello quello è l'indicazione era stata quella di
ampliare l'offerta, che già è un'offerta importante rispetto alla media nazionale, quella di Trieste, per quanto riguarda i nidi, che purtroppo ci sono delle liste d'attesa, ma per quanto riguarda una statistica nazionale noi siamo tra i primi 3 città dove diamo questa offerta, che ricordiamo non è obbligatoria. Cioè l'obbligatorietà delle scuole parte dalle elementari, dalle primarie. Prima, infatti, in tantissime città italiane tutti gli asili e le scuole materne sono proprio privatizzate o sono in collaborazione con il comune. Chiaramente c'è questa nostra specificità e questo è importante mantenerla, cioè mantenerla sull'esistente sì, se si riuscirà a trovare anche una soluzione per quanto riguarda i nuovi asili, ma volentieri, questo non è che siamo contrari per principio, no, dal punto di vista personale mio assolutamente non è un principio quello che si va ad affrontare, ma si va a affrontare sicuramente nuove spese, però si è cercato di dare, grazie anche ai contributi che si sono riusciti ad ottenere nella costruzione degli asili, poi nella gestione si è questo preferito al momento individuare un soggetto privato che possa gestirli senza per il comune andare a aggravare di parecchio, perché comunque ci sarebbe un intervento del comune perché chiaramente le tariffe sono quelle comunali, no? Quindi il comune comunque deve intervenire. Le tariffe sono uniche però, che a prescindere dal tipo di offerta, no? Didattica. Cioè l'asilo di Roiano, se avrà, adesso facciamo numeri tondi, se ha 40, lei ha detto 66 posti. 66 questo. Diciamo che sono 66, diviso 2, 33. Quindi 33 saranno che fanno iscrizione a comune, giusto? Sì, no, vengono presi dall'elenco Gli altri 33 vengono presi, gestiti da una cooperativa, da chi gestisce la struttura. Ma la gestirà in toto quindi? Certo, in toto. Okay. Sì, non è che c'è un separé. No, parlo di separé. Per questo la gestione è complessiva dei 66 bambini, che 33 arriveranno da un elenco, quello comunale, che il comune fornisce. E 33 loro accetteranno le iscrizioni, quelli da privato. Dal privato, ok. Sì. Però il personale docente sarà a quel punto metà attinto dal servizio educativo comunale e metà assunto dall'ente gestore dell'asilo. No, io credo che nella parte complessiva sarà dalla parte del gestore. Tutto il gestore. Certo, sì, non c'è una divisione. Tutti gli insegnanti saranno sotto il privato che gestirà l'asilo. Per quanto riguarda l'assunzione, sì. Quanto riguarda penso la parte pedagogica, comunque dovrà essere sotto le direttive, chiaramente. No, certo, le direttive, no, io parlo proprio di chi quotidianamente andrà lì a dovrà essere lezione. Una gestione. Ok. Telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, questo argomento dell'asilo, per me che sono una madre dei figli grandi, l'ho vissuto e per me è stato un problema. Io ho fatto la scelta di fare la mamma perché la mancanza di posti, ma se c'è la possibilità di farli comunali, tutto comunale l'asilo, perché no? Perché no? Il contributo, la regione dà contributi anche. Invece le spondiamo dalla regione, le spendiamo dal comune, facciamo dal comune, incominciamo a fare le cose bene, perché la regione domani non avrà più soldi e noi non avremo questo gioiello che è un asilo comunale, no? Pensiamo che dobbiamo fare le cose come si facevano sempre, che questo è logico, e l'asilo è nato comunale perché se no il privato se lo faceva e non so, qua in Roiano ci sono un sacco di posti liberi per fare asili, per fare queste cose, quindi se le faceva il privato l'asilo, prendeva soldi del PNRR, se lo faceva perché come hanno fatto gli studentati, se faceva un asilo privato e investeva lui, con un po' di soldi del PNRR, un po' investeva lui, si faceva l'asilo privato e questo comunale rimaneva. Abbiamo tanti soldi, sempre si dice il comune ha pieno di soldi, il comune è pieno di soldi e adesso perché no? È una cosa che io non capisco, fanno le cose per il privato, come hanno fatto con questi finanze e tutte queste cose, non va bene, basta privato, noi dobbiamo continuare con gli asili comunali per i bambini, con l'educazione comunale come era una volta, non con questa educazione privata. Basta, grazie. Scusi. Grazie. Bernobic, come risponde? Ma ci sono soldi, ho spiegato un po', no, le spese correnti e le spese di investimento.
molto spesso le parti che si sente dire abbiamo degli avanzi importanti di milioni di euro sono nella parte di investimento, dove, ripeto, costruire anche qualcosa di nuovo è sicuramente molto più facile che poi gestirlo. Ho fatto anche l'esempio dei campi da calcio o anche le piscine, sono poi gestite da associazioni, non è il comune in primis che gestisce, perché c'è una difficoltà del custode, delle utenze, che vanno poi, in questo caso, vengono gestite dalle società sportive di calcio, dalle società, come dire, quelle della Triestina, la FIN per quanto riguarda la piscina Bianchi, cioè ci sono delle associazioni che gestiscono. La stessa cosa si è pensato per questa scuola nuova. E chiaramente, cioè, anch'io mi trovo comunque, se ci fosse la possibilità, favorevole a assumere nuovo personale, poter spendere, perché sappiamo benissimo che le persone che entrano solitamente dopo hanno un ISEE molto, molto basso, e quindi il costo per l'utenza sarebbe relativo, quindi sarebbe veramente un ulteriore costo per il comune. Questo qua è stato previsto dagli uffici anche uno schema di costo e di gestione. E il pensiero era quello, da come è arrivata la delibera, ripeto, io mi leggo le delibere che ci vengono proposte dalla Giunta e ci vengono anche spiegate, per cui si è scelto, si è voluti andare verso questa direzione. Quindi il costo di gestione sicuramente è un costo importante. Con Roiano poi abbiamo visto c'è anche San Giovanni, un altro asilo, che quello non ha ancora un iter suo per quanto riguarda la gestione, e quindi io credo che questo sia un po' l'obiettivo. L'obiettivo è quello di dare un servizio in più alle famiglie, con comunque una supervisione chiaramente del Comune di Trieste, ma una gestione da parte di una cooperativa, di chi sarà che potrà gestire al meglio e sotto determinate regole la struttura. Le leggo una mail, poi andiamo alla telefonata. Buongiorno, chiedo cortesemente al signor Bernobic se ci sono novità sui marciapiedi di via Soncini. Certi punti sono inesistenti e rotti, bisogna camminare in mezzo alla strada con disagio di chi ha una carrozzina o chi è un disabile, scrive Donatella. Sì, magari parliamo, se abbiamo 2 minuti dopo su questa cosa, magari se vogliamo prima... Ascoltiamo chi è in linea, poi se vuole diamo una risposta un poco più completa. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Luigi, prego. Ecco, allora vorrei dire al suo ospite della Lega, no? Dato che il Presidente Federica della Regione ogni anno puntualmente dà miliardi alla sanità, no? Ecco, c'è una rendicontazione riguardo a chi viene dato questi miliardi alla sanità. La sanità a sua volta fa una rendicontazione dove vengono spesi questi miliardi, perché a oggi c'è sempre scarsità di personale, no? Ecco, e chi ci rimette è chi sta là per curarsi, capisce? Quindi è una questione di centrare l'obiettivo di come vengono spesi, no? Questi miliardi che vengono dati alla sanità, perché a tutt'oggi non è stato fatto niente, siamo sempre là, che la gente che è là che sta per curarsi ne paga le spese, perché ti rispondono non c'è personale. Il primario del reparto ti dice non è una giustificazione questa, e allora come la mettiamo? Sti soldi dove vanno a finire? Si può sapere? Ok, ringrazio. Grazie, io chiedo di poter intervenire una volta a trasmissione per rendere possibile a tutti l'intervento, quindi insomma lo dico a Luigi come lo dico a tutti gli altri, ma è solo una nota di servizio. Prego, se vuole rispondere sulla sanità, in questo caso oggi c'è uno sciopero a Monfalcone indetto dalla UIL. Ma diciamo la sanità sicuramente è un ambito fondamentale per tutti noi, perché ci tocca bene o male da vicino. Quindi su questo so che la Regione, sulla quale ho delle conoscenze, ma quindi non potrei darle delle risposte puntuali sulle spese o su altro, investe molto, come ha detto lei. Sicuramente ci saranno delle rendicontazioni, perché il Presidente Federica si avvale degli assessori, gli assessori si avvalgono dei tecnici, dei dirigenti, quindi c'è tutta una struttura, un assessorato che segue questa situazione. Io so ad esempio che i medici di base proprio sono difficili da reperire, perché forse non è
non è ambita questa figura? Bisognerebbe forse incentivare, ecco, anch'io vorrei capire, perché so benissimo che c'è questa anche necessità di medici di base, di pediatri, che servono assolutamente ai nostri concittadini, visto che i soldi vengono messi, sicuramente vengono spesi e rendicontati in maniera puntuale, da capire come si potrebbe migliorare ancora la situazione, nonostante che quando anche questi giorni ero in vacanza da un'altra parte d'Italia, ho incontrato qualcuno che mi ha detto: ah, ero a Trieste perché avevo accompagnato all'ospedale una persona, perché comunque la nostra sanità sicuramente a livello nazionale è una delle migliori. La mancanza del personale, e questa è un po' la difficoltà principale, quindi bisogna trovare e anche motivare e anche dare la possibilità di lavorare in maniera anche serena, perché vediamo anche un po' queste situazioni di minacce, di aggressioni che avvengono nei pronto soccorsi, e anche questo sicuramente non aiuta, perché magari uno che ci lavora magari ci pensa 2 volte, rimango lì o magari me ne vado. Quindi anche queste cose qui sono dovute al comportamento di persone che fanno in modo che chi veramente fa questo lavoro, che è importantissimo, magari possa prendere una decisione particolare. Quindi io condivido l'importanza, sono sicuro che le cose vengono comunque rendicontate e anche valutate. Alla fine bisognerebbe sicuramente motivare in qualche modo chi va a fare il medico, va a fare l'infermiere, va a fare l'AOS, va a fare il medico di medicina generale, va a fare il pediatra, per continuare a rimanere nel pubblico. Ancora una telefonata, poi mi sono segnato Soncini, Sì. ne parliamo tra un attimo. Buongiorno. Un buongiorno a voi, qua Sergio. Volevo fare due segnalazioni riguardanti il tram di Officina. Sì. Sono passati 8 anni e non solo 8 anni, ma saranno passati 20 anni che le ringhiere della fermata di Banne sono arrugginite e tutte storte. Io penso che in 8 anni potevano metterle a posto, pitturarle, perché fanno schifo. A parte là, poi c'è prima di arrivare alla curva che porta alla strada nuova di Officina, c'era una baracca di un barcone e che non è stato fatto un lavoro di pulizia, ci sono ancora dentro delle immondizie, che poi oltretutto questa baracca è a 1 metro delle rotaie del tram. Chi è nel tram vede queste porcherie e non riesco a capire perché in questi 8 anni, ma a parte le ringhiere avranno anche un 20 anni e saranno lì, hanno fatto un mezzo lavoro, hanno dipinto di verde un pezzo e il resto l'hanno lasciato ruggine e tutto storto. Ecco, un'altra cosa ancora cinisco, le rotelle, quelle che praticamente tendono il cavo del tram di Officina, una volta venivano ingrassate e non facevano rumore. Oltretutto quello smear, come diceva una volta, o il grasso che veniva passato sulle rotelle faceva sì che lubrificava il cavo e oltretutto evitava i cigoli delle rotelle. E anche lì non capisco perché non vanno a ingrassare tutte le rotelle come avveniva quasi ogni giorno, che veniva su per la salita un addetto e con il vaso del grasso ingrassava, le diremo, queste rotelle. Questo non riesco a capire, sarebbe da domandare perché il cavo costa e so già che hanno cambiato una volta un cavo e logicamente non avendo smear le rotelle il cavo si rovina. Certo. Ecco, grazie. Buongiorno. Grazie Sergio. Tram, ma magari si fanno queste cose, non lo so io onestamente. Sì, non lo so, strano, questa la baracca se a 1 metro, strano che anche non c'è stata una prescrizione da parte, tra tutte le prescrizioni, perché magari se è così vicina, a parte la questione del decoro, ma anche potrebbe essere, non so, allora, pericolosa, non so se ci fosse un po' di maltempo, non ho presente sinceramente questa situazione, ma adesso magari vedo anche di capire queste ringhiere che sono zona Banne, ma
non lo so, vedremo di capire magari se riusciamo anche a completare l'opera in maniera definitiva dopo tanti anni che per fortuna il tram è ripartito. Anche chiederemo se c'è magari da Trieste Trasporti, se esiste questa figura che andava una volta, non so quanto tempo fa, ad ingrassare queste rotelle. Soncini ci diceva? Ma Soncini, no, volevo solo una piccola cosa su Rione in generale. Allora, il Comune di Trieste ha voluto incentrare un progetto del Port Fesr, che è un progetto 21-27, su Servola. Quindi questo progetto è un progetto europeo che passa attraverso la regione e ha ricevuto, mi sembra, l'ok su 5.200.000 euro di lavori che vanno divisi su varie situazioni, che vanno dalla pineta Miniussi, quindi la riqualificazione della pineta, al raddoppio del parcheggio di via Carpineto. Adesso penso avrete già visto che c'è stato, la pulizia dell'area verde, probabilmente per qualche rilievo, e questi fondi, oltre anche la ristrutturazione della casa ex Cappellano in via di Servola, e anche per la sistemazione un po' della viabilità e anche di alcune parti del marciapiedi e strade del rione di Servola. Quindi da adesso, nei prossimi anni, ci sarà una valutazione complessiva e andranno a toccare veramente tanti punti importanti di questo rione, che si sta riqualificando dopo la chiusura della ferriera, ma anche con l'apertura di alcuni punti commerciali e anche con l'arrivo di nuovi residenti. Quindi c'è la massima attenzione su questo rione, anche la questione dei marciapiedi, che sappiamo essere storici, perché bene o male sono così da sempre, mentre via Soncini ci sarà, credo a breve, una riasfaltatura dove c'è stato un po' un lavoro di intervento per quanto riguarda la parte di fognatura. Quindi anche questo ci sarà un intervento a breve. Altra telefonata, buongiorno. No. Prego. Mi senta? Sì, prego. Allora, in merito, volevo così sulla sicurezza stradale, no? Allora, domenica eravamo a Barcola a prendere un gelato e ho visto che le segnaletica orizzontale, le strisce pedonali, sono abbastanza più in là dalla gelateria, e là alla gelateria tutti vanno fuori, dentro, oltre la strada, e là non ci sono strisce pedonali. Lei dice dove c'è il parcheggio? Dove c'è il parcheggio, sì, perché le strisce pedonali sono un po' più in là, saranno 200 metri circa. Sì. Però nessuno fa il giro cioè sono tanti che non fanno il giro sulle strisce pedonali, ma attraversano là dove c'è il parcheggio. Sì, sì. E là d'estate sarà full di gente che vanno in gelateria, credo. Sì. E sarebbe da fare le strisce, ok, se è possibile. Bene, grazie alla segnalazione. Bernobic. Grazie, buongiorno, buon Sì, lavoro. diciamo che verso sinistra, rispetto al... Lo vediamo. Sì, ecco. Eccolo qua. Allora, Qua c'è la gelateria. Sì, allora, ok, quindi se andiamo... La gente attraversa qua, per intenderci, dai. Sì, qui c'è una corsia in più rispetto, mi sembra, dove c'è l'attraversamento pedonale che è più avanti, oppure c'è verso la caserma dei Carabinieri, c'è il sottopassaggio. Quindi... sì, allora il sottopassaggio è qui. Qui c'è l'ingresso. Ecco, qui c'è un sottopassaggio, e qui quindi il lato sinistro rispetto alla gelateria. Mentre... Sono pochi metri, dalla gelateria al sottopassaggio. Magari è scomodo per chi non vuole scendere le scale, per chi con il bastone, chi è con la ma proprio carrozzina. perché lì è un punto particolarmente pericoloso, e io, bisogna sempre stare attenti. Abbiamo visto gli attraversamenti, mentre dall'altro lato, all'inizio della pineta, c'è un altro, ecco qui l'altro attraversamento, che è stato realizzata anche la parte, diciamo, di messa in sicurezza della metà, come dire, da un po' di respiro al pedone, nel senso che sono state realizzate le isole, e quindi Google è già passato qui. E la gelateria quindi è qua. Sì, adesso farne una in mezzo che, ripeto,
Le strisce pedonali comunque vanno sempre affrontate con maniera diciamo che di massima attenzione. magari non stona se si mettono delle strisce qua, ecco, insomma, no? Bernovic. Non lo so se dal punto di vista della viabilità ci Forse sono delle interruzioni. problematiche, perché appunto c'è l'intersezione a sinistra, sarebbe da poter verificare se magari o realizzare le due corsie, una che gira a sinistra, quindi riesce a fare anche l'attraversamento davanti, se no sì, ci sono un po' di passi in più. Vediamo insomma con gli uffici se magari ci daranno supporto. Una mail, poi siamo in chiusura. Il Comune di Trieste ha estinto vari mutui e debiti per liberare spesa corrente di 9 milioni, da quanto afferma Bertoli. Come si decide di spenderli o non spenderli è una scelta politica. Fate questa delibera sull'asilo di Roiano senza tirare per le lunghe, orgogliosi della scelta e difendendola e non preparando già le colpe da addossare agli altri. Avete i voti necessari per fare passare tutto in Consiglio Comunale, tranne il fastidio di dover star lì ad ascoltare per qualche ora. Questa è l'opinione di un telespettatore. Qualche ora, cioè se andiamo ad affrontare quanto è stato proposto, siamo già stati dei giorni e sarebbero settimane. Allora possiamo anche rimanere settimane, gli uffici sono impegnati settimane lì perché c'è anche dei dipendenti del comune che vanno ad affrontare. Noi credo che adesso si voglia trovare una soluzione migliore che magari possa anche recepire qualche indicazione, insomma non è che se si volesse, come ha detto il telespettatore, potremmo andare lì e rimanere lì in aula ad ascoltare, ma senza nessun problema in effetti, però magari non è questo che si vuole fare in questo momento, magari trovando una soluzione che io credo che stanno un po' vedendo, stanno anche studiando se c'è una soluzione intermedia, alternativa, per poter dare una risposta o magari la possibilità adesso se ci sono delle spese di attività corrente che devono essere abbinate, ripeto, anche al piano assunzionale, perché non è che si può assumere in maniera continuativa e in maniera incontrollata, cioè ci sono dei parametri che vengono dettati proprio tra le spese correnti e il numero del personale, quindi il personale dell'area educazione siamo a circa 900, mi sembra 900 unità su 2000 dipendenti, insomma 2000 e qualcosa, quindi l'area educazione è la parte sicuramente più importante e quindi se ci saranno gli spazi, se ci sarà la spesa corrente magari si potrà valutare adesso un po' una soluzione diversa. Grazie a Stefano Bernovic, vi anticipo gli ospiti di questa sera di Ring, ci saranno Michele Babuder di Forza Italia, Elisa Lodi di Fratelli d'Italia, Francesco Russo del Partito Democratico e Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Grazie Bernovic, una buona giornata a lei e un buon lavoro. Buona giornata a tutti, grazie. Noi ci fermiamo qui, arrivederci a tutti e buona giornata.